Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con Sveglia Trieste, con le vostre mail, le vostre telefonate, con tutte le segnalazioni che vorrete fare a me oppure agli ospiti, la rassegna stampa che partirà fra poco, la vedremo assieme, vedremo i titoli del quotidiano locale Il Piccolo, poi il dialogo con gli ospiti, dicevamo, ci sarà alle 8. Vincenzo Rescigno di Fratelli d'Italia e poi invece dalle 9 Lorenzo Marguerettas, segretario Giovani Democratici di Trieste. Con loro potremo dialogare di questioni cittadine e non solo, ma ovviamente anche con le vostre domande, se le avete, e segnalazioni naturalmente. Vedremo anche dei nostri servizi dal telegiornale di ieri sera e poi faremo anche il punto, sempre grazie ai nostri servizi e delle nostre emittenti, anche sul caso di San Stino di Livenza. Allora, fra un attimo la rassegna stampa, prima però andiamo a vedere il meteo, la situazione generale per la regione e poi anche ovviamente nel dettaglio le giornate di oggi, domani, dopodomani, eccetera. Situazione generale: nei prossimi giorni un promontorio anticiclonico si avvicinerà alla regione determinando in prevalenza condizioni stabili con correnti in quota secche e nord-occidentali. Tuttavia, martedì e mercoledì alcuni veloci fronti in quota potranno ancora favorire instabilità. Oggi, martedì 16 giugno, al mattino cielo sereno poco nuvoloso, dalle ore centrali invece variabile. Sulla zona montana nel pomeriggio probabile lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali che potranno in seguito interessare la pianura con minor probabilità la costa. Qualche temporale non si esclude che possa essere localmente forte. Sulla costa Borino al mattino e Brezza nel pomeriggio. Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, le massime tra i 26 e i 28. Il tempo per domani, mercoledì 17 giugno, al mattino cielo sereno poco nuvoloso, dalle ore centrali variabile, con cumuli sulla zona montana, nel pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sempre in montagna, non si esclude che possa interessare anche alcune zone dell'alta pianura. Venti di Brezza, temperature minime fra i 19 e i 22 gradi, le massime fra i 27 e i 30. Dopodomani, giovedì 18 giugno, sul pianure costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana da cielo da poco nuvoloso a variabile per qualche cumulo pomeridiano, nel pomeriggio e nella sera non si esclude qualche locale rovescio temporale. Temperature massime al di sopra della media del periodo, 20 a regime di Brezza. Temperature minime fra i 22 e i 24 gradi, le massime fra i 27 e i 30. Questa è la tendenza invece per venerdì 19 giugno, con un'attendibilità al 70%, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, sulla zona montana variabile per cumuli pomeridiani, temperature massime al di sopra della media del periodo, con caldo afoso in pianura, dunque aumentano le temperature, le massime sulla costa potranno arrivare fino ai 31 gradi e in pianura anche fino a 35 gradi. Questa è la pagina con cui apre Il Piccolo. Questione ospedali, estate a ostacoli. La SUGI si prepara ad affrontare le assenze per ferie a Trieste, Gorizia e Monfalcone. I vertici: rispetto a un anno fa ci sono meno criticità. All'orizzonte una riduzione di posti letto, visite e interventi, quindi sono attesi dei disagi. I sindacati così commentano: basta un imprevisto per andare in affanno. Poi un'ampia pagina dedicata anche al terrapieno di Barcola. Come vedete, caccia al gestore della cittadella dello sport, possibile l'inaugurazione a fine estate. In questa fotografia del Piccolo si vedono, no, alcuni campi che sono già pronti e quindi si punterebbe a aprire, rendere operativo il grande spazio già alla fine di questa estate 2026. Poi andremo meglio a leggere gli articoli. La cronaca, quello che è successo ieri sera in giardino pubblico: un grosso ramo è caduto all'improvviso ed è stato ferito un ragazzo. Se ne parla a pagina 22 del quotidiano. Diocesi, preti e parrocchie, il vescovo Trevisi rimescola le carte, vedremo meglio a pagina 24. A pagina 25, rive affollate domani, 3 navi alla marittima e ben 8.000 croceristi. Quindi continua il turismo a Trieste che non si ferma, sempre più persone che approdano nella nostra città.
città, delitto di San Stino, la vittima adorava il nipote assassino, prima di morire ha lottato a lungo, a pagina 13 del quotidiano, l'articolo dedicato, ma poi ripeto abbiamo realizzato anche dei servizi con le nostre emittenti, li vedremo fra un po'. Vediamo la questione anche Medio Oriente, pace, c'è la firma digitale sull'intesa tra Stati Uniti e Iran, venerdì riapre lo stretto di Hormuz, ampio spazio nelle pagine 4, 5 e 6 del Piccolo. Caos Carroccio, Lega, no al patto del Nord, salta il Consiglio federale, Fontana duro con Salvini, l'articolo a pagina 10. E poi il giornalismo, il premio Lucchetta accelera e pubblica subito il bando, resta però l'incertezza sui fondi, l'approfondimento a pagina 15. Risico bancario, Generali, Sironi rivendica l'indipendenza del gruppo, noi concentrati sul piano, anche qui magari poi potremo vedere un nostro servizio che parla proprio di questo. Questioni ospedali, dicevamo, con la Sugi alle prese con alcune questioni, pronto il piano ferie dell'azienda per i dipendenti con inevitabili disagi per l'utenza, ma il direttore sanitario garantisce rispetto a un anno fa meno criticità e le aree mediche non verranno chiuse, quindi a Sugi in estate ridotti i posti letto, visite e anche gli interventi. È la stagione più critica per le aziende sanitarie l'estate, la necessità di garantire al personale le ferie va incastrata con il dovere di assicurare le cure ai cittadini. Per questo Asugi si attrezza con un apposito piano ferie che poggia su alcuni punti fermi: riduzione di posti letto, rimodulazione delle attività chirurgiche e ambulatoriali, accorpamenti organizzativi e ricorso alla mobilità interna del personale. In caso di assenze improvvise scatteranno richiami in servizio e turni aggiuntivi. Dunque un'altra estate di disagi per la sanità del Friuli della Venezia Giulia, più a Gorizia Monfalcone che a Trieste, tra riduzione di posti letto, attività chirurgiche ambulatoriali rimodulate, accorpamenti e un ampio ricorso alla mobilità interna del personale per garantire contemporaneamente l'assistenza e il diritto alle ferie. Il piano ferie di Asugi per le aree giuliane e isontina poggia una volta ancora inevitabilmente su equilibri precari, ma l'azienda attraverso il direttore sanitario Daniele Pittioni assicura che rispetto a un anno fa le criticità diminuiranno a partire dalla mancata chiusura delle aree mediche. Questa è la situazione che si va a delineare. Il nodo degli organici nel mirino dei sindacati UIL, FP e FIALS, è sufficiente un'assenza imprevista per andare in affanno, quindi i sindacati guardano con preoccupazione al piano ferie estive di Asugi, pur con accenti e valutazioni differenti. Il tema comune resta quello della carenza di personale, una criticità che rende ogni anno più complessa la gestione dei servizi durante i mesi caldi. Questo è il focus sul piano ferie dell'azienda sanitaria con le varie misure organizzative nell'area giuliana, medicina, possibile chiusura di 19 posti letto tra luglio e agosto, nell'area isontina chiusura 11 posti letto a luglio a Gorizia e 12 a Monfalcone ad agosto. Chirurgia, riduzione posti letto in clinica chirurgica e ortopedia, accorpamento urologia, neurochirurgia nell'area giuliana, nell'area isontina riduzione delle sale operatorie a Gorizia e Monfalcone. Vediamo anche gli ambulatori. Nell'area giuliana riduzioni in pneumologia, oculistica, maxillofacciale, odontostomatologia e poi invece nell'area isontina riduzioni in urologia, endoscopia digestiva, diabetologia, ostetricia, ginecologia. Poi c'è il reparto emergenza urgenza, criticità in recovery room, QA Verau con ricorso a liberi professionisti per quanto riguarda l'area giuliana, nessuna riduzione in pronto soccorso e terapie intensive invece per quanto riguarda l'area
Isontina. Vediamo anche la diagnostica, criticità in radiologia e radioterapia per carenza del personale in area giuliana e in quella isontina, accorpamento delle sezioni radiologiche quando necessario. E poi invece per quanto riguarda infine le misure organizzative, i richiami in servizio, turni aggiuntivi e mobilità interna per l'area giuliana, rotazione del personale tra sedi e strutture per garantire le ferie invece per l'area isontina. Piano caldo, varata l'ordinanza che ferma i cantieri dalle 12:30 alle 16, ve lo ricordate, c'era anche l'anno scorso. Il provvedimento è in vigore da oggi fino al 15 di settembre, per i cittadini c'è il CUP regionale e il monitoraggio attivo. Stop ai lavori all'aperto nelle giornate in cui viene segnalato un livello di rischio alto per il calore nella piattaforma WorkLimit. Dalle 12:30 alle 16 dovranno fermarsi tutti gli addetti impegnati nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave. L'ordinanza della Regione resterà in vigore fino al 15 settembre per difendere i lavoratori dalle ondate di calore. Chi non rispetta il divieto rischia una multa fino a 206 euro. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, di concerto con l'assessore alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi, ha firmato quindi ieri l'ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute dei lavoratori impegnati all'aperto in condizioni di prolungata esposizione al sole, provvedimento già in vigore da oggi. In Piemonte le misure sono scattate il 30 maggio e dureranno fino al 31 agosto, ma lo stop è scattato anche in Liguria, Emilia Romagna, Lazio. L'iniziativa, ha spiegato Riccardi, si inserisce nel quadro delle azioni regionali di prevenzione a tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai rischi connessi alle ondate di calore che negli ultimi anni hanno interessato anche il territorio del Friuli Venezia Giulia. Quindi allarme caldo, però attivato subito appunto il piano per proteggere i lavoratori. Questa è una foto dei lavoratori a Trieste durante l'ondata di caldo nel luglio dell'anno scorso, nel luglio del 2025. Andiamo più avanti sempre andiamo a vedere anche le notizie di taglio internazionale. Trump arriva al G7 con un annuncio: da venerdì Hormuz sarà aperto al traffico. Il tycoon presente al vertice dopo i timori sul possibile boicottaggio. Nuove critiche in patria, chiude la guerra senza aver raggiunto gli obiettivi. Grandi abbracci con Macron, Emmanuel è per me un amico speciale, così il presidente degli Stati Uniti durante l'inizio del vertice del G7. Andiamo avanti sempre rimanendo sul giornale. Meloni rilancia il sostegno, pronti a fare la nostra parte. La Premier apre sia al supporto sulla riapertura di Hormuz sia all'Ucraina. Non possiamo volgere lo sguardo altrove, ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia. Primo faccia a faccia con Trump, quindi, dopo le accuse ricevute nell'ultimo periodo. C'è il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Giorgia Meloni arriva a Evian per partecipare al suo quarto G7, avendo già confermato di prima mattina che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Prima di dare il via libera ai cacciamine già nell'area, di avvicinarsi per partecipare alle operazioni di sminamento, servirà però il necessario passaggio parlamentare, ha ribadito la Premier. Ma tempi e modi sono legati ai prossimi step che, negli auspici di tutti, porteranno a consolidare la tregua nel Golfo. Prima va definita la cornice entro cui muoversi. Competere o sparire, perché l'Europa è davanti alla storia, un continente segnato per secoli da divisioni e guerre, ha intrapreso un percorso di unità e pace, siamo un insieme di democrazie impegnate a garantire un'identità, ma abbiamo la stessa ambizione del recente passato, ci si chiede. L'Unione Europea è un esperimento con pochi precedenti nella storia dell'umanità, un continente segnato per secoli da divisioni e guerre, ha intrapreso un percorso di unità e pace per garantire prosperità
prosperità e benessere ai suoi cittadini. L'Europa è oggi un insieme di democrazie, ciascuna con la propria identità nazionale, ma tutte impegnate perché questo insieme abbia esso stesso un'identità, quella europea. L'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune. La costruzione dell'Europa poggia su un modello economico e sociale unico, capace di coniugare equità, solidarietà, rispetto dell'ambiente. Per decenni ogni cittadino europeo è cresciuto nella consapevolezza che la società di cui era parte non lo avrebbe lasciato solo. Questa rete di protezione che va dalla sanità all'istruzione, alla previdenza, è l'orgoglio di tutti gli europei. La sfida per le istituzioni, governi, Commissione europea, parlamenti è assicurarsi che questo modello rimanga sostenibile e capace di evolvere insieme alle nostre società. Questa insomma l'analisi del giornale, e poi la copertina del libro di Mario Draghi, Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo. L'alto là di Starmer, il premier britannico, niente social per gli under 16, messa al bando totale seguendo il modello australiano. Le piattaforme espongono i giovani a contenuti dannosi, colpiti TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. Quindi Keir Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16 sul modello dell'Australia, lanciando quindi un duro attacco contro i colossi tecnologici. Le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, ha dichiarato il premier laburista in un discorso a Downing Street. Ecco, magari diteci voi anche la vostra con le vostre mail e telefonate per quanto riguarda questa decisione presa anche in Gran Bretagna dopo la decisione che è stata assunta in Australia. Lega, niente patto del nord, salta il federale di domani, Fontana, Salvini ci spieghi la revisione per il futuro. Ieri sera la cena di sottoscrizione a Milano, invitati ma assenti sia Zaia che Fedriga. Il segretario ci aveva detto che mercoledì ci sarebbe stato di nuovo un nuovo federale, siamo in attesa della convocazione, così ieri su Sky TG24 Attilio Fontana, Sornione, conscio che l'appuntamento in programma domani, quello per annunciare il rimescolamento delle vice segreterie del partito, non ci sarà. Il Consiglio federale quindi saltato da Roma anzi da Milano, danno la colpa agli amministratori, leggi Zaia, che avevano annunciato la propria diserzione, ma la lettura fatta a queste latitudini è ben diversa, si parla piuttosto del mancato raggiungimento di un accordo e quindi del tentativo di tirare la palla in tribuna per evitare l'appuntamento con l'ammissione della disfatta. Le posizioni degli attori in campo sono note, quello che chiedono gli amministratori del Nord è una revisione dello statuto del movimento che avvicini l'organizzazione del Carroccio a quella del partito confederale tedesco. Andiamo avanti rimanendo sempre sul giornale, eccolo qua. La lotta disperata della zia per tentare di difendersi, lui ha un braccio ingessato, la frattura del metacarpo, una ferita alla mano e graffi sul corpo del nipote sono indizi di una colluttazione, nella legnaia copiose tracce di sangue, il movente è legato a tensioni tra i due rami della famiglia per motivi economici. È questo l'articolo che riguarda appunto il caso di San Stino di Livenza, di cui possiamo vedere anche uno dopo l'altro, direi, entrambi i servizi, il punto sulle indagini e poi quello che riguarda anche le ricerche del corpo. Vediamo. Le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza riprendono chiaramente il 17enne che spinge la carriola, confermando di fatto quanto ha confessato agli investigatori. Lo ha ribadito in queste ore il procuratore di Pordenone Pietro Montrone. Al momento, spiega, è escluso il coinvolgimento di terzi, ma ci sono delle esigenze di approfondimento che potranno essere effettuate solamente al rinvenimento della salma.
Il 17enne dunque rimane per ora l'unico indagato, reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, accoltellata a morte e poi gettata nel canale. L'accusa gravissima, omicidio volontario. Ora il giovane si trova in una comunità per minori della provincia di Treviso. Chi lo ha visto prima del trasferimento nella struttura parla di un giovane che sta progressivamente prendendo coscienza della gravità del suo gesto. Dopo la consegna degli atti per la richiesta di convalida del fermo da parte della Procura dei minori di Trieste, ci saranno altre 48 ore per fissare l'udienza. Gli investigatori intanto continuano le indagini per ricostruire quei drammatici momenti quando il 17enne, dopo l'ennesimo litigio per questioni di eredità, tensioni che aleggiavano da tempo in famiglia, ha estratto il coltello e colpito a morte la zia. Teatro della mattanza la legnaia, la villa intera rimane sotto sequestro. I cittadini, ancora attoniti per questa tragedia, spiegano che proprio quella sera c'era la raccolta di rifiuti proprio nel ponto dove è stato gettato il corpo. Questo forse spiegherebbe perché la carriola con il telo che copriva il corpo della donna sarebbe passata inosservata. Ci sono però ancora molti punti da chiarire nella ricostruzione dell'omicidio. Un testimone avrebbe riferito di aver visto il padre portare il 17enne dal medico venerdì per delle ferite al braccio destro e una possibile contusione. A San Stino intanto resta fra tutti un nodo alla gola, lo sforzo per non piangere di fronte a tanta crudeltà. Sono cose che purtroppo nella società di oggi, io ho un nipote della stessa età, quindi può immaginarsi che cosa provo in questo momento. In queste ore è un pellegrinaggio continuo nella villa della vittima, amici, allievi e conoscenti. Dopo i primi fiori e messaggi lasciati dai suoi allievi sono stati portati altri omaggi ed altri biglietti, pensieri in ricordo della vittima. Ci sarà un momento di preghiera nella scuola media dove la 53enne insegnava. L'istituto ha deciso di concedere agli allievi che non se la sentono di spostare l'esame di terza media alla prossima settimana. A San Stino di Livenza proseguono senza sosta le ricerche del corpo della professoressa Chiara Guerra, 53enne, uccisa a coltellate dal nipote 17enne che ha confessato l'omicidio. Una vicenda che da giorni tiene impegnate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco in un'attività di perlustrazione continua lungo l'area interessata. Anche nelle scorse ore è stato predisposto un dispositivo rafforzato dei vigili del fuoco con il reparto SAF impegnato insieme ai gommoni, sommozzatori e droni. In volo anche l'elicottero Drago che sta seguendo il corso d'acqua fino alla foce, estendendo il monitoraggio verso il mare Adriatico. Le operazioni si concentrano in particolare sul canale Malgher, indicato dal 17enne come il punto in cui avrebbe gettato il corpo della zia e l'arma del delitto. A distanza di diversi giorni dai fatti, resta però concreta la possibilità che la corrente abbia spostato il corpo anche a chilometri di distanza dal punto indicato, rendendo lo scenario di ricerca ancora più ampio e complesso. Per questo il campo di intervento è stato ulteriormente esteso con controlli che riguardano non solo l'alveo del canale ma anche gli argini, dove vegetazione fitta, tronchi e detriti trasportati dall'acqua rendono le operazioni particolarmente difficoltose. Le squadre stanno lavorando su più fronti, passando al settaccio ogni tratto accessibile, in una ricerca che resta aperta e in continuo aggiornamento. Siamo pronti a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per le notizie che riguardano il traffico, viabilità, appuntamenti di giornata, ma anche ovviamente eventualmente se è successo qualcosa nella notte, nella serata di ieri, stamattina, che ha tenuto impegnati gli agenti della Polizia Locale. Con noi Luisa Mastracchio, ispettore superiore del Corpo Municipale, che saluto e ringrazio per il collegamento. Buongiorno, quali novità? Buongiorno, grazie a lei, telespettatori, un saluto a tutti. Allora guardi, una notizia fresca, nulla di grave, ma per la maggiore attenzione, in piazza Garibaldi ci sono i semafori a lampeggio, sono andati a lampeggio, quindi adesso avvisiamo la ditta Edison che si occupa della manutenzione e quindi maggiore attenzione soprattutto in queste ore dove la gente si appresta a andare a iniziare le attività lavorative.
alternative, diciamo. Ecco, per quanto riguarda la notte scorsa, è stata una notte insomma comunque impegnata e impegnativa, ma nulla di particolare dal punto di vista dell'infortunistica, ecco, diciamo. È iniziata la fresatura però della via Mazzini ai fini dell'asfaltatura, quindi da ieri sera gli operai hanno iniziato a fresare. E una notizia di ieri sera ancora, verso le ore 19:30, all'interno del giardino pubblico Muzio De Tomasini, quindi di via Giulia, si è verificata la caduta di un grosso ramo d'albero su un giovane uomo, il quale è stato soccorso poi dal servizio sanitario con un'ambulanza, poi trasportato presso l'ospedale, ma pare nulla di particolarmente grave. Sul posto presenti i vigili del fuoco, il nostro personale, e a tale riguardo informo che per motivi di sicurezza il giardino è stato chiuso al pubblico per vari accertamenti e lo sarà sino a data da destinarsi anche per sopralluoghi vari del verde pubblico. E poi quindi il giardino chiuso nella giornata sicuramente di oggi. E per quanto riguarda la giornata odierna, tra le 8 e le 12 ci sarà la manutenzione semaforica con presenza di nostro personale. Intanto per la mattina le località interessate sono l'attraversamento pedonale di via Campomarzio e l'intersezione tra la Riva Sauro e la via San Giorgio. Per quanto riguarda il pomeriggio, la manutenzione riguarderà tra le 13 e le 17 il largo Sonnino e il largo Mioni, anche qua nostro personale sul posto. Un'ultima cosa, penso già pubblicizzata comunque nei giorni scorsi, da oggi che ci sono i lavori, causa appunto i lavori di rifacimento delle reti fognarie idrica e elettrica della via commerciale, viene chiusa la stessa via con anche vari divieti, viene chiusa esattamente nel tratto tra la piazza Casali e la via Sant'Anastasio, quindi fare attenzione alle modifiche alla viabilità, in quanto tra la via Sant'Anastasio e la via Pauliana ci sarà È caduta la linea. È caduta la linea con la polizia locale, ma insomma stavamo parlando dei lavori di via commerciale, di cui abbiamo fatto tra l'altro anche un servizio ieri, che iniziano oggi, quindi intanto ringrazio la polizia locale, purtroppo è cascata la linea, ma completo io un po' l'informazione. Occhio alla viabilità, ovviamente in quel tratto di via commerciale, appunto per dei lavori cambia anche la viabilità per gli autobus, ma magari rimandiamo il nostro servizio, comunque leggeremo l'articolo del quotidiano. Ringrazio l'ispettore superiore Luisa Mastracchio che ha ricordato anche un'altra cosa, chiuso il giardino pubblico dopo quel ramo caduto ieri sera alle 19:30 che ha colpito un giovane, fortunatamente non grave. Il ragazzo è stato portato a Cattinara per accertamenti e quindi oggi in questa giornata il giardino dei Tommasini è chiuso. E poi attenzione alla viabilità in zona piazza Garibaldi, perché i semafori lampeggiano e sono stati avvisati gli operatori di adoperarsi il prima possibile per far tornare la situazione alla normalità. Allora, c'è la pubblicità fra poco, prima però voglio vedere questo articolo, una chat con fotografie di passeggeri ignare, ATM indaga gli autisti, questo è l'articolo di attualità, è successo a Milano, le immagini erano tratte dalle telecamere di sicurezza a bordo dei bus, gli scatti ritraevano gambe, volti, seni e cosci di donne inconsapevoli. Il sindaco Sala chiede il pugno duro, giusto far luce, ma si deve anche intervenire, quindi passeggeri trasformate in bersagli di commenti sessisti all'interno di una chat tra dipendenti ATM, utilizzando immagini che sarebbero state estratte dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici dell'azienda di trasporti controllata al 100% dal comune di Milano. Questo appunto il caso scoppiato nel capoluogo lombardo.
Premio Lucchetta al via, tra le incertezze sui fondi, pubblicato il bando, la Regione sta valutando il ricorso al Consiglio di Stato. La Fondazione Lucchetta ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e ha pubblicato il bando della 23esima edizione del premio dedicato al giornalista della RAI FVG, ai colleghi Alessandro Sciasciota e Dario D'Angelo, uccisi tutti da una granata a Mostar mentre realizzavano un servizio giornalistico sui bambini vittime della guerra balcanica, e a Miran Hrovatin, assassinato a Mogadiscio insieme alla giornalista Ilaria Alpi. La Fondazione si è mossa a pochi giorni di distanza dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che ha accolto in toto il ricorso della Fondazione, il cui premio giornalistico internazionale era stato escluso dall'accesso ai contributi regionali, ma senza avere ancora certezza dei fondi richiesti e sempre ottenuti fino all'anno scorso, quando a novembre i rapporti si erano incrinati. Il governatore Fedriga non aveva nascosto di non gradire la decisione della giuria di attribuire una menzione speciale a Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, al centro di contestazioni per alcune dichiarazioni su Israele. La pubblicità, dicevamo, quindi noi ci fermiamo, continueremo con la lettura del giornale dopo la pausa e se avremo tempo vedremo anche dei nostri servizi, a fra poco. Il fatto che i coltelli siano, se non una nuova tipologia di presenza e anche di possibilità di aggressione, è stato certificato dal nuovo decreto sicurezza, per il quale insomma esistono delle precise normative che devono essere rispettate, per cui certamente i coltelli sono una preoccupazione, però insomma lavoriamo anche su quello. Dalle lame ai bastoni, dalle mannaie alle mazze chiodate, come quel famoso arsenale trovato a inizio anno da una troupe della nostra emittente fra le siepi di Piazza del Perugino. Sempre più spesso, durante le risse, spuntano i coltelli e altri strumenti di offesa. Quasi sempre i protagonisti sono i maranza, minorenni o appena maggiorenni. E tanto alcol a veicolare gli episodi di violenza. La primavera ha messo a dura prova le forze di polizia, spesso intervenute di sera e di notte nel pieno centro cittadino di Trieste per sedare le risse o alla caccia dei responsabili delle violenze. Un allarme che ha portato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a ristabilire la vigilanza degli steward nella zona della Movida, da piazza Ponte Rosso fino a via del Lazzaretto Vecchio. Con l'estate verranno anche rafforzati i controlli di polizia e carabinieri con dei presidi mobili nelle zone calde della città. Sì, glielo confermo, sì. Tutte le zone, diciamo, di maggiore aggregazione. Fra le aree di Trieste dove la situazione è più critica c'è Piazza del Perugino. Nelle ultime ore i residenti della zona hanno rivolto l'ennesimo appello alla nostra emittente per veicolare un messaggio: vogliamo più sicurezza. Quasi ogni notte la piazza è invasa da maranza che ascoltano musica ad alto volume. Spesso negli ultimi anni, fino ad oggi, abbiamo documentato episodi di violenza anche gravi. Allora io lo capisco e credo che abbiano anche ragione. Dovunque vengano rappresentate delle situazioni noi cerchiamo di intervenire. Non sempre possiamo garantire un servizio fisso in una piazza piuttosto che un'altra, probabilmente perché siamo anche un po' concentrati a seguire i momenti da una parte e dall'altra, però certamente i cittadini, se riscontrano qualcosa, anzi colgo l'occasione perché l'abbiamo pubblicizzata recentemente, anche la nostra app YouPoll, con la quale si può chiamare in diretta il 112 e si possono anche caricare dei video. Io non voglio competere con gli organi di stampa e con i video, però magari l'hanno mandato a voi e non hanno chiamato noi. Allora tutte e due le cose, fanno bene a comunicarlo a voi perché è giusto che si sappiano le cose, però magari se ce lo dicono anche a noi in diretta interveniamo più celermente. Abbiamo fatto quindi il punto della situazione sulla sicurezza in città. Torniamo sul giornale. Startech, attesa e timori per i nuovi soci. Lavoratori ieri in assemblea dopo l'incontro del Mimit. Una settimana fa tensioni per la presenza online del CEO Vianello. Anche la prossima decina di giorni sarà cruciale per Startech, tra la visita di uno dei possibili investitori, il fondo americano Stellex Capital, il cui interessamento è stato annunciato dal CEO di Startech
Noviza Vianello al tavolo ministeriale una settimana fa, la due diligence sul possibile ingresso nel capitale, ma con non più di 2-3 milioni della società libanese Multilane, e la scadenza del contratto di solidarietà il 26 giugno. Non c'è nulla di certo e sono più che legittime le preoccupazioni dei lavoratori, del sindaco e delle istituzioni, ha detto il segretario regionale della FIM-CISL Alessandro Contino dopo l'assemblea di ieri mattina con i lavoratori dell'azienda triestina. Se non c'è una continuità nel progetto e al momento non vediamo come il CEO possa recuperare la prima tranche di 6,5 milioni, si mette in discussione anche la scadenza del contratto di solidarietà, ha aggiunto. C'è preoccupazione e smarrimento tra lavoratori che vedono difficile una via d'uscita, ha confermato il segretario della UIL di Trieste Gorizia Antonio Rodà. Preoccupa in particolare la scadenza della solidarietà, serve almeno la conferma dell'ingresso della società libanese, la cui iniezione di liquidità, seppur contenuta, consentirebbe di andare avanti. Senza garanzie la discussione è al buio. A segnare l'assemblea è stata però ieri anche la presenza da remoto del CEO di Startec, come denuncia la segretaria della FIOM CGIL Trieste Chiara Luchetto, che parla di una grave ingerenza e una gravissima violazione delle libertà sindacali fondamentali. L'accaduto è stato stigmatizzato anche dal segretario della UILM, mentre il delegato UGL nella RSU Massimiliano Balzano preannuncia che le impostazioni della chat dovranno d'ora in poi essere modificate per evitare l'invito della dirigenza. Quindi questa è la situazione che riguarda la Startec. Trieste Airport, Ryanair fa decollare il volo per Malaga, da ottobre la linea con la Spagna, ma è a rischio il collegamento con Berlino. Una bella sorpresa e una cancellazione inattesa. Da ottobre via Ryanair Trieste Airport si troverà a volare su Malaga, ma rischia di perdere il collegamento con Berlino. La novità spagnola emerge quasi in sordina attraverso i social della società, mentre il taglio della destinazione tedesca viene confermato e spiegato dall'amministratore delegato Fabio Gallo. La scelta è legata alle decisioni assunte dalla compagnia. Ryanair ha infatti annunciato la chiusura della propria base di Berlino dal 24 ottobre con il ritiro di 7 aeromobili e una drastica riduzione delle operazioni. Qual è il motivo? La low cost accusa quell'aeroporto di avere aumentato le tariffe del 50% dal 2019. Accusa respinta al mittente dalla società di gestione dello scalo berlinese. Fatto sta che la riorganizzazione, che coinvolge numerosi collegamenti europei, ha quindi delle ripercussioni anche sull'aeroporto di Ronchi. A Ronchi ci si è arrivati da subito per non vedere venir meno un volo strategico, tenendo conto anche della perdurante assenza del Monaco. Un'ipotesi di lavoro è l'utilizzo degli aeromobili che Ryanair ha basato proprio in regione, ma nell'attesa la compagnia ha aperto le vendite dei biglietti Trieste-Malaga dal 26 di ottobre con frequenza bisettimanale il lunedì e il giovedì. Questa l'ampia pagina dedicata alla cittadella dello sport in fase di realizzazione sul terrapieno di Barcola. Vedete i campi da tennis, lo spazio destinato ai futuri campi di padel, la pista di skate e i percorsi, il campo di pallacanestro, i campi di pallavolo. Il percorso qui invece ciclo pedonale, appunto lì della strada di Viale Miramare, cittadella dello sport di Barcola, operativa entro la fine dell'estate. Pronti 2 campi da beach volley, 2 da tennis, 1 da basket e lo skate park. Manca la cabina elettrica che servirà a illuminare l'intero impianto sportivo. Il comune pubblicherà il bando per la gestione. Per il padel invece serve attendere. L'esordio della cittadella, salvo intoppi, è fissato entro l'estate. Tra pochi giorni il Comune indirà la gara per la ricerca del gestore. Dopo 30 giorni dalla pubblicazione del bando, l'amministrazione comunale potrà procedere con la valutazione delle offerte e con l'aggiudicazione. Da quel momento, appena l'impianto sportivo sarà pronto, il gestore potrà iniziare la sua attività. I 2 campi da beach volley, i 2 da tennis, quello da basket e lo skate park sul terrapieno di Barcola sono praticamente pronti, con tanto di rete sui canestri, perché beneficiando di fondi PNRR entro il
31 marzo di quest'anno quelle opere dovevano risultare completate anche in quei dettagli. Ora però, come si diceva, serve l'installazione di una cabina elettrica. L'impianto sportivo dispone di un minimo di energia elettrica, ma non sufficiente a illuminare tutti i campi e a far funzionare a regime l'intera cittadella dello sport. Transazione con la Padel FVG, che nel 2021 aveva vinto il bando, ora superato dal nuovo progetto. Resteranno fruibili ogni giorno gratis gli spazi per la palla spicchi e quello dello skate park. Il finanziamento, l'opera è stata resa possibile grazie ai 4.700.000 euro assegnati nel 2022 dai fondi PNRR. Subito la sorveglianza per evitare atti vandalici. Verrà attivato un servizio ad hoc di guardiania contro i danneggiamenti. La sera gruppi di giovani scavalcano la recinzione per giocare a pallacanestro. Chi vincerà la gara organizzerà l'attività e anche la manutenzione e la pulizia. Già ora, quindi la sera, i gruppi di ragazzini scavalcano la recinzione per andare a farsi una partitella a basket, visto che il campo è ormai pronto. Fin qui nulla di grave, ma per la cittadella dello sport il rischio di atti vandalici e danneggiamenti è dietro l'angolo. Così il Comune pensa al servizio di security da attivare a breve, prima ancora che l'impianto venga affidato in gestione e aperto al pubblico. Sul fronte mare invece è già riaperto il bagno ferroviario, una riqualificazione che ha interessato cabine, tetto e corpo centrale, convenzioni sulla sosta, l'ipotesi di nuovi accessi. Primo weekend di apertura, quello appena trascorso, per lo stabilimento balneare. Ieri il sindaco di Piazza ha effettuato un sopralluogo insieme a Claudio Vianello, presidente del dopolavoro, per sistemare gli ultimi dettagli richiesti dal sodalizio, che riguardano un accesso dal parcheggio del Convention Center utile alle attività della struttura. La stagione è iniziata il 12 giugno e l'avvio è stato molto positivo, sottolinea Vianello. Abbiamo già ricevuto tantissime richieste per gli abbonamenti, in particolare per il pacchetto weekend. Domenica abbiamo accolto 250 soci, ma nel complesso ne contiamo circa 1000. Ferito dal ramo spezzato, giardino pubblico chiuso, lo abbiamo raccontato prima anche grazie al collegamento con la polizia locale. 15enne travolto in via Carducci sulle strisce pedonali. Questa è la notizia che abbiamo dato ieri sera all'interno del nostro TG. Un ragazzino di 15 anni investito mentre attraversava la strada sulle strisce in via Carducci all'altezza della Luminosa. Il giovane è ricoverato a Cattinara con un trauma cranico. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma i medici lo tengono sotto osservazione. L'incidente è avvenuto nella serata intorno alle 18:30. A colpire il giovanissimo pedone è stato un furgoncino adibito al trasporto di farmaci urgenti. Il veicolo viaggiava verso Piazza Goldoni quando è impattato contro il giovane proprio all'altezza dell'incrocio con via Reti e pochi passi più in là del passeggio pedonale, entrambi regolati da semafori. Uno di due dunque deve essere passato col rosso, forse proprio il ragazzino che pare indossasse anche le cuffiette, una circostanza che potrebbe quindi aver abbassato la sua soglia di attenzione. Telecamere e fotosegnalamento, intesa tra il Comune e la Questura, il sindaco di Piazza, così si rafforza la collaborazione tra le forze dell'ordine. E il servizio sull'accordo per le telecamere tra Polizia di Stato e locale lo abbiamo fatto anche noi e mandato in onda ieri sera al TG delle 19:30, vediamo. Bravi. Adesso c'è anche a Trieste, quindi direi rientriamo a pieno titolo nelle città più organizzate. Sottoscritto fra la Questura e il Comune di Trieste l'accordo della durata di 3 anni che disciplina l'utilizzo delle immagini di videosorveglianza delle telecamere pubbliche. Niente più passaggi al comando della Polizia Locale di Via Revoltella per acquisire i video. D'ora in poi la Questura potrà accedere tramite credenziali dedicate ai sistemi di autenticazione protetti alla visualizzazione indiretta delle telecamere autorizzate, alla consultazione dell'archivio video e allo scaricamento dei filmati autorizzati. Meno burocrazia dunque per consentire di velocizzare le operazioni di visione delle immagini, favorendo l'attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché la gestione quotidiana dell'ordine pubblico. Inoltre, l'intesa autorizza la Polizia Locale a istituire nel proprio comando un posto di fotosegnalamento. La Questura si occuperà della formazione di almeno 20 operatori del Corpo Municipale per l'esecuzione delle procedure. Tutti gli accessi, le visualizzazioni e i download saranno rigorosamente registrati.
A Trieste questa collaborazione c'è, è presente, anzi è in crescita. Cerchiamo veramente di utilizzare ogni strumento possibile per lavorare assieme nel modo migliore possibile. Questo protocollo ne è una testimonianza importante. La parte delle immagini, dell'estrapolazione delle immagini è sempre stata disponibile, però certamente era un aggravio di lavoro per la polizia locale e ovviamente un passaggio di tempo, cioè venire negli uffici della polizia locale, scaricare le immagini, riportarle in questura, ovviamente implicava un certo lasso di tempo, invece così sarà una cosa diciamo più immediata. Per la parte invece che riguarda il fotosegnalamento è una velocità maggiore per la polizia locale effettuare il fotosegnalamento e in questo caso mi sono dimenticata prima nell'interlocuzione di ricordare che dipende dalla direzione centrale per la polizia scientifica e la polizia cibernetica l'autorizzazione a consentire alle polizie locali di effettuare questo tipo di fotosegnalamento. Torniamo sul quotidiano, nomine, trasferimenti, Trevisi chiude il cerchio e cambia le parrocchie. La rivoluzione di Trevisi è completata, un valzer di parroci che a memoria la diocesi di Trieste non ricorda, perché alla fine, conti alla mano, cambia molto di un assetto territoriale rionale consolidato nel tempo, non senza malumori. Invito ancora le comunità a ringraziare i propri preti per il servizio svolto e ad accogliere con gioia i pastori che sono invitati a esercitare il loro servizio, dice espressamente il Vescovo, arrivato nel 2023, annunciando gli ultimi cambiamenti che completano l'opera. Il nuovo assetto partirà subito dopo l'estate, indicativamente da metà settembre e comunque a seconda delle esigenze. L'ultimo atto di Trevisi che ridisegna la diocesi. Se Suor Vittorina 5 viene nominata direttrice dell'ufficio catechistico e servizio per il catecumenato, la novità più importanti arrivano dai nomi indicati per le ultime parrocchie rimaste scoperte. Don Pietro Giassi, che rientra da Udine, guiderà la parrocchia di San Luca, mentre Don Paolo Rakic è il nuovo parroco di San Pasquale Bailon. Nella precedente comunicazione Don Rakic era nominato solo indirettamente. Il Vescovo aveva indicato il trasferimento di Don Antonio Greco da Barcola alla parrocchia di Beata Vergine delle Grazie, ma senza completare il quadro. L'amministratore di San Luigi è Don Adamski, che sarà accompagnato da Don Boltric, legale rappresentante. Questi dunque i cambiamenti per quanto riguarda la diocesi. Il viaggio da Matera al Burlo per Sara, la prima cura è stata l'affetto di ABC, la distanza e la paura di una famiglia ripagata dall'assistenza pre-ricovero nel luglio del 25, quando la famiglia Timpone contattata da ABC, Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, la richiesta è chiara e urgente, un alloggio per affrontare il pre-ricovero della figlia, ma dietro quella richiesta c'è molto di più, un viaggio di 1000 chilometri da Ferrandina in provincia di Matera, la preoccupazione per un intervento delicato, la distanza dalle due figlie rimaste a casa, la paura di non sapere cosa li attende. In un momento così delicato la famiglia trova in ABC una presenza concreta, capace di trasformare la fragilità in un percorso condiviso. Il primo contatto viene tramite la segreteria del Burlo Garofalo, da lì il passo verso ABC. Siamo arrivati ad ABC tramite l'ospedale quando abbiamo ricevuto la diagnosi e fissato la data di intervento, racconta Camilla Timpone, mamma della 17enne Sara Lea, e ci hanno spiegato che un'associazione poteva aiutarci con l'alloggio nei giorni di pre-ricovero e dell'operazione. Gli appartamenti infatti dell'associazione permettono ai genitori di sentirsi a casa e seguiti prima di un intervento, quindi questa è la bella storia su ABC e le persone che l'associazione è riuscita di aiutare. In questa foto la consegna delle chiavi da parte di ABC alla famiglia di Sara. Tris di navi da crociera, dicevamo, più di 8.000 persone tra sbarchi e imbarchi, MSC Fantasia e Seven Seas Voyager sulle rive, main shift flow al molo settimo, traffico eccezionale di navi da crociere tra oggi e domani a Trieste. Saranno 3 le città galleggianti presenti nel Golfo, con oltre 8.000 passeggeri che si muoveranno fra imbarchi, sbarchi e transiti. Una giornata impegnativa per il settore, tra procedure da gestire,
al terminal, viabilità e parcheggi, con turisti che da tutto il mondo stanno arrivando in città per partire per le vacanze e altri che stanno rientrando e che da Trieste raggiungeranno i propri paesi di provenienza. Andiamo a vedere per favore il servizio sull'Academy Generali, andato in onda ieri nel nostro telegiornale. C'era anche un articolo tra l'altro che ho saltato poco fa, ma proprio per consentire la visione del servizio. Vediamo. Il gruppo Generali ha annunciato il lancio della Generali Excellence Academy, una nuova struttura globale dedicata alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti del gruppo. L'iniziativa si inserisce nel piano strategico triennale Lifetime Partner 27 Driving Excellence e punta a sostenere la trasformazione aziendale attraverso lo sviluppo delle competenze. La sede dell'Academy sarà Palazzo Berlam, che nel 2026 celebra il centenario dall'avvio della sua costruzione. Il nuovo modello formativo sarà rivolto a tutte le persone di Generali e offrirà percorsi di apprendimento integrati per favorire l'acquisizione di competenze strategiche, tecniche e manageriali. L'Academy si baserà su una governance coordinata a livello internazionale, sulla condivisione delle migliori pratiche tra le diverse business unit e su un catalogo formativo unico. Prevista anche una faculty interna composta da manager ed esperti del gruppo, mentre l'impiego dell'intelligenza artificiale consentirà di personalizzare e ampliare l'offerta didattica. Noi si avesse prima delle academy sui singoli paesi, oggi invece si fa un investimento anche a livello di gruppo, è molto importante anche per gli aspetti che abbiamo menzionato, cioè gli aspetti di cultura, comportamentali, nelle relazioni con i clienti, eccetera, eccetera. Ed è anche importante per creare quella, quando parliamo dei più giovani, quella categoria, di talenti che poi saranno i leader del gruppo domani. Nel 2025 l'indice di upskilling del gruppo ha raggiunto il 31% con l'obiettivo di superare il 90% entro il 2027. Nello stesso anno gli investimenti in formazione sono saliti a 74 milioni di euro rispetto ai 62,5 milioni del 2024. Il presidente di Generali Andrea Sironi ha ribadito una volta di più il legame che il gruppo ha con la città di Trieste. Trieste è la città dove siamo nati, dove abbiamo la sede legale, dove lavorano 2000 persone, dove continuiamo a investire. Abbiamo recentemente inaugurato una cattedra all'università, io vengo spesso al MIP, ad altre istituzioni, c'è l'investimento in Carciotti, io voglio fugare ogni dubbio su questo. Timori è la nostra città dove siamo nati e dove abbiamo le radici. Bene, il cantiere di via Commerciale, dicevamo, tratto chiuso, partono i lavori, allestimento ultimato, inizia l'intervento sulle reti fognaria, elettrica e idrica che fino a settembre rivoluzionerà la viabilità con stop al traffico e deviazioni. Oggi il sopralluogo del sindaco nell'area tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio. Tutto pronto per la partenza questa mattina dei lavori di riqualificazione delle reti sotterranee di via Commerciale, punto nevralgico della viabilità cittadina e uno degli assi di collegamento più importanti tra il centro e il Carso. In occasione dell'inizio dell'intervento avviato da Cegas, in accordo col Comune, il sindaco di Piazza effettuerà alle 8:30 un sopralluogo nell'area del cantiere, nel tratto di via Commerciale tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio, quello che a causa dei lavori dovrà essere chiuso al traffico almeno fino all'11 settembre. Intanto ieri mattina, come da programma, è cominciato l'allestimento del cantiere. L'obiettivo è portare a termine la prima fase in concomitanza con la chiusura delle scuole e poi ci sono, come vedete, anche le modifiche per le linee 28, 30 e 64. Trieste Trasporti ha reso note le modifiche al servizio necessarie per la chiusura di via Commerciale che riguardano queste linee dalle 9 di oggi e fino al termine dei lavori. Gli autobus effettueranno quindi diverse deviazioni. La linea 28 in direzione via dei Giaggioli, da via Galati i mezzi continueranno per via Ghega, Piazza della Libertà, via Sant'Anastasio, via Commerciale. In direzione via Galatti, da via Commerciale transiteranno in via Pauliana, via Udine, via Rittmeier. Linea 30 invece, modifiche solo nelle corse serali dalle 22 in poi e in quelle dell'orario festivo. In direzione di Piazza della Libertà, da via Filzi passeranno per via Ghega, Piazza della Libertà, via Sant'Anastasio, via Commerciale, via dei Giaggioli, via Commerciale, via Pauliana, via Udine, via Rittmeier. Poi percorso regolare.
Linea 64 in direzione Opicina, orario feriale, da via Filzi i veicoli percorreranno via Ghega, piazza della Libertà, via Sant'Anastasio, via Commerciale in direzione piazza Tommaseo, orario feriale, da via Commerciale in via Pauliana, via Udine, via Rittmeier in direzione Opicina, orario festivo, da via Galatti i mezzi proseguiranno in via Ghega, piazza della Libertà, via Sant'Anastasio, via Commerciale. In direzione via Galatti, orario festivo, da via Commerciale in via Pauliana, via Udine, via Rittmeier. Prevista anche l'istituzione di nuove fermate provvisorie, sempre per le linee 28, 30 e 64. Ulteriori informazioni su www.triestetrasporti.it. Demolizione all'ex fiera, giù il portale d'ingresso, il Conad procede con le operazioni propedeutiche alla costruzione della nuova struttura. Ecco le foto del cantiere nella zona ex fiera, una foto di come è adesso e di come era una volta. Questo è l'approfondimento del giornale. Muggia, un nuovo murale all'Ater di Borgo Fonderia, il murale colorato che campeggia ora sulle pareti dell'edificio Ater di Borgo Fonderia Muggia, risultato di un progetto Educare alla street art. Eccole qui le foto che raccontano il bel murale che è stato dipinto, disegnato. Allora, col prossimo servizio di ieri sera ci spostiamo a Bertocchi in Slovenia, dove è stato fatto esplodere un bancomat. Siamo andati là appunto per riprendere la situazione, vediamo. Una fortissima esplosione nel cuore della notte, quella che ha svegliato i residenti di Bertocchi, frazione di Capodistria, poco distante dal confine muggesano di Rabuiese. Una banda di professionisti ha fatto saltare il bancomat dislocato proprio a fianco dell'ingresso del supermercato Mercator. Se le immagini del day after potrebbero far pensare addirittura a una ristrutturazione del foro commerciale, quelle pubblicate di prima mattina dal Primorski Dnevnik forniscono chiara testimonianza di quanto sia stata violenta la carica che ha fatto saltare la cassa blindata dell'erogatore di contanti. L'episodio è avvenuto alle 2:55 del mattino ed ha immediatamente messo in allarme la polizia di Capodistria, che ha immediatamente fatto scattare dei blocchi stradali sia in direzione dell'Italia che dell'interno della provincia slovena per intercettare la banda in fuga. Non è escluso che i ladri abbiano utilizzato un valico agricolo o minore per sfuggire alle volanti. Ora il lavoro di investigazione spetta alla polizia slovena, coadiuvata sul posto dal reparto degli artificieri, che hanno raccolto tutte le possibili informazioni e tracce dell'esplosivo utilizzato dai soliti ignoti. Questo è il punto della situazione ieri sera con il nostro servizio. Torniamo sul giornale, vediamo l'ultimo articolo. Despar Nord premia 219 collaboratori, i riconoscimenti sono stati consegnati a 22 pensionati e 197 lavoratori in servizio durante i giubilei. Anche quest'anno si è svolta la cerimonia dei giubilei di Despar Nord, un'iniziativa nata più di 20 anni fa per celebrare i collaboratori con importanti anzianità aziendali e i colleghi che hanno raggiunto la pensione, un appuntamento che ha coinvolto 219 persone. Per l'edizione 2026 la sede scelta è stata Fondazione Villa Russitz a Capriva del Friuli, nel Coglio Goriziano, gestita dallo chef romano Alessio Tagliaferri, che per l'occasione ha unito la cucina friulana a quella laziale in un menù realizzato interamente con prodotti Despar. Riconoscimenti assegnati quindi a 22 pensionati e a 197 colleghi in servizio che hanno raggiunto dai 15 ai 40 anni di anzianità aziendale in Despar Nord. Ultimissimo servizio, l'ultimo andato in onda nel nostro telegiornale di ieri, l'intervista a Stefano Bossi, già giocatore della Pallacanestro Trieste, a canestro per la ricerca, un'importante iniziativa per raccogliere fondi. Vediamo. A canestro per la ricerca torna l'importante iniziativa, giunta ormai alla terza edizione, per promuovere la ricerca contro il cancro e ovviamente favorire anche tutti quegli eventi, quelle manifestazioni di solidarietà da parte della cittadinanza che sono sempre indispensabili. Sì, torniamo anche quest'anno con la terza edizione di A Canestro per la Ricerca. Per noi è un onore essere sul territorio triestino, assieme a Francesco Candussi e mio fratello, donando chiaramente fondi per la ricerca, non solo tramite la cena ma anche appunto tramite altri eventi sportivi che verranno fatti durante l'estate. Per noi appunto è fantastico, parlo per me e mio fratello, ricordare
nostro papà e fare del bene sia appunto per la ricerca, ma anche tornare al territorio triestino che sempre ci è stato vicino in ambito sportivo e pallacanestro. Ringrazio anche Francesco che mi è sempre vicino, ringrazio Emanuela Sorci di AIRC appunto, con la quale sto collaborando da 3 anni. Quest'anno appunto saremo al Don Bistrò, una location fantastica, ringrazio Alex Vitez che ci ospiterà e siamo pronti appunto per questo evento. Sarà una cena appunto di beneficenza con la lotteria premi e un'asta solidale. Ci sono ancora pochi posti disponibili, quindi la mail la trovate sui nostri canali social per contattare, per trovare ancora qualche posto, e vi aspettiamo numerosi. Questo è l'evento che abbiamo voluto veicolare anche noi. Allora ci fermiamo, con la rassegna stampa abbiamo finito e torniamo fra poco dopo la pubblicità. State con noi. Di nuovo buongiorno e bentrovati in diretta a Sveglia a Trieste. Come annunciato, Vincenzo Rescigno, Fratelli d'Italia, consigliere comunale, benvenuto e ben trovato nei nostri studi. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, in attesa delle vostre mail e delle vostre telefonate per chiedere segnalazioni o comunque dire la vostra su qualsiasi tema, io, visto che ne stavamo parlando poco fa, comincerei, consigliere, con questo accordo che è stato siglato ieri tra la Questura di Trieste e l'amministrazione comunale, con anche la polizia locale, che permetterà agli agenti della Polizia di Stato di non fare più quella trafila di andare a chiedere le immagini al comando di Via Revoltella per poi acquisirle. Era una formalità che doveva essere fatta, quindi una cosa molto burocratica, ma potrà accedere ai server e alle immagini in diretta, direttamente, insomma, ovviamente tutte immagini che sono registrate naturalmente, eccetera. Certo. È una velocizzazione sostanzialmente anche in vista delle indagini, perché così si può procedere più rapidamente. Certo. La cosa diventa più fluida. Appunto ieri c'è stato un protocollo di intesa fra la Questura e il Comune di Trieste, in sostanza fra Comune e Questura, appunto un protocollo che disciplina l'utilizzo delle telecamere sparse sul territorio comunale. Sono oltre 200 telecamere e quindi questo accordo non fa altro che, come diceva lei, rendere più fluida, più veloce l'acquisizione delle immagini da parte della Questura. Questo naturalmente non è che agevola soltanto la polizia locale, ma agevola anche la Questura, perché questo freno che c'era, perché la Questura, per acquisire le immagini delle telecamere in possesso della polizia locale, di cui ne è proprietaria, doveva prima di acquisire le immagini, i video, doveva chiedere alla polizia locale, dopodiché recarsi negli uffici della polizia locale, dopodiché acquisiva realmente i video che erano importanti per le indagini. Quindi questo freno non c'è più, ora è, diciamo, una cosa automatica che velocizza le indagini. Questo comunque ha comportato una osmosi, perché uno scambio, perché è vero che la Questura acquisirà da oggi, da domani, fra qualche giorno le immagini dei video, mentre la polizia locale acquisirà invece un posto di fotosegnaletica, nel senso che la Questura ha le fotosegnaletiche, la polizia locale in sostanza potrà guardare le fotosegnaletiche senza la procedura della richiesta, quindi è una cosa più veloce che non fa altro che velocizzare e armonizzare le indagini in corso. Comunque, mentre la Questura invece vi è stato questo passaggio importante che doveva essere fatto già, secondo me, qualche anno fa, perché la polizia locale negli ultimi anni è stata valorizzata, gli sono state attribuite competenze proprie anche delle altre forze dell'ordine, soprattutto in virtù del decreto di sicurezza integrata del 2017, che infatti integrava la polizia locale con le stesse competenze delle altre forze dell'ordine. Ora
chiaramente negli anni, come diceva, è stata un po' dimenticata, nel senso che il corpo dei vigili urbani dal 2017, se non vado errato, non esiste più, ma esiste il corpo della polizia locale, appunto perché gli sono state affidate competenze che riguardano praticamente tutte le polizie. Di fatto svolgono lo stesso mestiere. Sì, sì, perché alla fine cosa si fa? L'obiettivo qual è? Assicurare a noi tutti la sicurezza urbana. La sicurezza urbana è un patrimonio inviolabile di noi tutti e tutti gli strumenti devono essere messi in campo, tra cui anche la polizia locale. Allora, consigliere, le faccio vedere, andiamo pure sul nostro WhatsApp web che Marco Stabile ci ha mandato le fotografie della situazione, il transennamento dell'area del giardino pubblico dopo la caduta di quel grosso ramo che purtroppo ha colpito un ragazzo, un giovane uomo, fortunatamente nulla di grave. Ieri sera ha ceduto il ramo e ovviamente è stata disposta dai vigili del fuoco, vedete, la chiusura dell'area, e dal comune è stata disposta la chiusura del giardino per motivi di sicurezza. Insieme a questo, consigliere, c'è questa rivoluzione di via commerciale, o meglio, bisogna fare una serie di lavori. Cambia molto la viabilità in una direttrice che collega anche il Carso con il centro cittadino. Poi sappiamo che l'amministrazione sta andando avanti molto velocemente sul rifacimento delle strade e le reti, perché sono lavori che insomma in scadenziario vanno fatti. Ecco. No, chiaramente c'è una programmazione per quanto riguarda i lavori sulle strade. Via commerciale era già una priorità ed era diciamo nell'elenco delle priorità. Chiaramente questo non fa altro che perché ho anche delle persone che mi segnalano che in via commerciale ci sono tanti motorini e auto che andavano a una certa velocità. Mi chiedono talvolta di mettere come si chiamano quei rallentatori, i rallentatori, diciamo. I dossi, insomma. I dossi, bravo. Però a Trieste non è possibile, mentre vedo i dossi per rallentare appunto la velocità in altre città. Però Trieste mi pare che non sia possibile, in quanto mi fu risposto qualche anno fa, ci sono i mezzi di emergenza che potrebbero rallentare, potrebbero creare difficoltà ai mezzi di emergenza. Sì, i mezzi di emergenza ci sono a Trieste, ma in tutta Italia. Non capisco perché ad esempio a Lignano o in altre città qua intorno, oppure in Sud Italia, ci sono questi strumenti che rallentano, quindi producono anche sicurezza per la viabilità, e a Trieste mi pare che non vi è l'orientamento, la moda, la predisposizione per mettere i dossi per terra e rallentare le velocità. C'è una telefonata, sentiamo chi è con noi in linea. Pronto? Buongiorno. Dunque, buona giornata, caro dottor Paradin. Fresco di compleanno, ancora auguri. Grazie Claudio, buongiorno. Buongiorno e buongiorno al gradito consigliere Vincenzo Lessigno da Claudio Vigentini. Buongiorno. Buongiorno. Bene il suo pensiero sulla sicurezza, che significa in sostanza libertà e sicurezza per tutti. Le porgo due domande. La prima sulla cabinovia a Montegrisa. Dunque, consigliere Lessigno, pochi giorni fa il sindaco, ho visto, ha dichiarato a Tele4 l'intenzione di far arrivare la cabinovia fino a Montegrisa. Lei cosa ne pensa di questo prolungamento? Lo ritiene è un progetto fattibile e vantaggioso per la città? Seconda domanda sul mega yacht in Golfo. Consigliere, vorrei toccare un tema che i triestini osservano da tempo. Parlo del mega yacht che da anni si trova fermo davanti alle nostre coste. Si rincorrono voci su un possibile trasferimento o sblocco della situazione. Lei ha qualche informazione in più o novità da condividerci al riguardo? Grazie per le risposte e buon lavoro. Grazie Claudio, buona giornata. Prego consigliere. Bene, allora per quanto riguarda la cabinovia, il TAR del Lazio ha ritenuto legittimo il finanziamento per la cabinovia da parte dello Stato, con fondi dello Stato, non più del PNRR. Quindi ora c'è il problema, diciamo, che il Comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato perché il TAR del Friuli Venezia Giulia ha rigettato
le procedure ambientali per quanto riguarda la Vinca di competenza regionale e la VAS di competenza comunale. Ora si attende la sentenza del TAR della Corte, no, della Corte, del Consiglio di Stato, si attende la sentenza del Consiglio di Stato per eventualmente poter procedere. Senza questo, diciamo, nulla osta, senza questa sentenza non si può fare assolutamente nulla. Però c'è il problema che le sentenze del Consiglio di Stato talvolta, come ho già letto, possono passare dagli 8 mesi ai 2 anni. Quindi credo che se realmente sono così le cose, in questa consigliatura non si parlerà più di cabinovia. Tra l'altro lei accennava anche per quanto riguarda Montegrisa, la cabinovia, come sappiamo, negli ultimi anni ha creato un dibattito molto acceso, ma io sono a favore della cabinovia, ma il dibattito acceso è stato creato anche per il tram, la pineta di Barcolo, per la Piscina Bianchi, per la grande viabilità, per l'autostrada del Sole, per l'onda verde sulle rive, per tutte queste opere che ho appena citato, però tutte queste opere che ho citato appunto oggi sono irrinunciabili. Però per quanto riguarda Montegrisa invece ritengo che sia fattibile, l'ho sempre pensato, perché avere una cabinovia che parte ad esempio da Portovecchio fino a Montegrisa sarebbe un'opera, un'attrazione di richiamo internazionale. Ricordiamoci che Montegrisa, a parte che ha un'architettura originale, particolare, è un monumento voluto da 2 papi, il panorama che offre durante la salita o la discesa, quindi è veramente, sarebbe un'opera di richiamo internazionale. Quindi oltretutto associa la sostenibilità, nel senso che non inquina, si trasportano persone, va benissimo, incrementa ancora di più il turismo, quindi è un'opera che secondo me andrebbe fatta realmente, sarebbe un richiamo internazionale da Portovecchio o comunque dalla città a Montegrisa. Voglio sottolineare che la questione della cabinovia città-Carso è nata già negli anni 30 con l'architetto ingegnere Zorzini, poi ripreso un altro studio con l'architetto Max Fabiani. L'ultima volta che vi è stato uno studio negli anni in cui ha governato il sindaco Illy, ci fu uno studio, poi chiaramente i fondi sono esagerati per una costruzione del genere, l'opera è stata sempre, diciamo, abbandonata, messa nel cassetto. Però io sono favorevole per quanto riguarda la cabinovia città o Portovecchio Montegrisa. Un'altra telefonata. Pronto? Lei è il suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Volevo informare l'ospite che i dissuasori a Trieste ci sono. I dissuasori? Dove? Adesso gli do, se lei prende l'autobus da 10 per esempio e si siede e percorre il tratto tra l'incrocio di Valmaura e il cimitero, vedrà che lei non sta neanche seduto, tanto c'è un sobbalzo del mezzo che praticamente se non si tiene viene buttato a terra, e lì ci sono tutti questi dissuasori praticamente sotto, e vedrà che sinceramente se va lì, altro che dissuasori, lì ci sono terremoto, succede nei bus, in quel tratto di strada. Faccia un giro e si renderà conto. Lo farò. Cosa dire. Ci sono state fatte due rotonde, una sempre in corrispondenza di supermercati, e sono state fatte in maniera velocissima, mentre invece c'è tutto il sistema rotonde in largo Pestalozzi, che è già dalla fine delle Covid, che è sempre là, sempre uguale, con tutto provvisorio. Quando viene vento bolla tutto si sposta, è un caos, e non capisco come mai non viene definito e fatto una cosa definitiva. Volevo qualche notizia, grazie e buongiorno. Grazie signor Gino, buongiorno. Allora, per quanto riguarda i dissuasori che parlava il signore, forse ci sono, senz'altro l'ha detto lui, in una zona circoscritta, perché in città, nelle periferie, io non li ho mai visti, e qualcuno li ha
di Trieste. Per quanto riguarda il signor Claudio, prima parlava anche dello yacht. Ah sì, è vero. Sì, quindi... ormai è diventato... Sì, è diventato un'icona del nostro golfo, quindi dal 2022 che è posizionato in quel luogo. Adesso c'è un problema, nel senso che è necessario per quella mega imbarcazione per fare la revisione, il tagliando. C'è in discussione il fatto se questa revisione, questo tagliando si debba fare a Trieste o a Genova. Io spero che si faccia a Trieste per due motivi. Il primo, è inutile circumnavigare la penisola per andare fino a Genova, è una spesa importante che è meglio evitare. Secondo motivo, è meglio farla a Trieste perché non fa altro che dare ossigeno alle imprese che fanno questo lavoro sul territorio locale. Quindi preferirei che questa revisione si faccia nella nostra città. Poi alla fine questo mega yacht è da anni ormai che non si capisce bene, è una situazione un po' intricata, è come una scatola cinese. Adesso allora fu sottoposto a sequestro amministrativo dalle nostre forze dell'ordine, poi passato in gestione all'Agenzia del Demanio. Quindi mi piacerebbe che l'Agenzia del Demanio comunicasse, forse mi è sfuggito, ma non so esattamente quanto realmente ci costa all'anno, mi pare 7-8 milioni all'anno, quindi dal 2022 ad oggi sarebbero ben oltre 30 milioni. Io porterei quel mega yacht attraccato a una banchina in zona industriale, lo chiuderei, sigillerei con una guardia giustamente giurata che sorveglia questo bene prezioso, perché alla fine all'interno so che ci sono delle tecnologie, dei quadri importanti e poi è una macchina che vale oltre 500 milioni. Però il fatto che noi dobbiamo accollarci le spese adesso per la revisione di quel mezzo, di quell'imbarcazione, che sicuramente non è come revisionare la nostra auto, ma sono senz'altro qualche milione di euro. Chi paga? Chi paga poi il mantenimento futuro, perché il problema sussisterà poi anche nel prossimo futuro, quando questa vicenda si concluderà. Quindi sono due possibilità: o rimborsano allo Stato che sta mantenendo quel mega yacht, o il proprietario rimborsa allo Stato quello che noi abbiamo speso finora, oppure dovremmo avere la forza e la possibilità, se la legge lo permette, di metterlo all'asta, casomai non volessero rimborsare quello che abbiamo speso finora. Perché alla fine io mi sono un po' aggiornato in passato, per quanto riguarda la proprietà, mi pare che il miliardario russo vicino a Putin, come così è scritto, da allora, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, è stato posto sotto sequestro. Però lui nega la proprietà, ma intanto la moglie di questo miliardario ha fatto causa tramite una società estera per riacquisire quel mega yacht. Quindi è una situazione che io sinceramente non riesco a focalizzare, perché non è molto chiara, e qualcuno forse farebbe bene a comunicare che ci costa tanti milioni all'anno, quante persone sono di equipaggio, le manutenzioni, il mantenimento del personale, le assicurazioni che si pagano ogni anno. Ecco, queste sono cose che io ho notizie che ricevo dalla stampa, che guardo su internet e altro, però comunicazioni ufficiali non ne ho mai viste, forse mi è sfuggita. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno dottor Paladin, buongiorno al suo ospite, sono Attilio. Buongiorno. Buongiorno, allora io chiamavo per una considerazione, anzi più che considerazione è una domanda. Siccome si è parlato, e mi riallaccio un po' al discorso di questi oligarchi, piuttosto che a quello che la comunità europea sta chiedendo anche in termini di riarmo e quindi di investimenti per miliardi che ci vengono richiesti a tutti gli Stati membri della comunità, c'è stato un battage anche a livello mediatico per lungo tempo. Io non sto parlando ovviamente di Tele4, che è una funzione stupenda ma che si occupa limitatamente a questi temi, ma di trasmissioni a livello nazionale, di reti a livello nazionale. Dopodiché si è smesso di parlarne. Quindi diciamo che io non sono né
pro né contro, vorrei semplicemente capire meglio con quali filosofie una volta intanto la Comunità Europea potesse agire in quanto tale e quindi in modo univoco. E approfitto della presenza del suo cortese ospite, che so avere anche un passato militare, se magari ha qualche informazione in più in ordine a questo tema. La ringrazio molto e auguro a tutti buona giornata e buon lavoro. A lei grazie Attilio, buongiorno. Ok, grazie. Niente, il piano di riarmo che propone la Commissione Europea o l'Unione Europea vale alcune centinaia di miliardi, tra gli 800 e gli 850 miliardi, però non è che sia passato in secondo piano, è sempre in auge, ma sta creando delle divisioni politiche, dei scetticismi derivanti dal fatto che nessuno Stato intende aumentare il proprio debito pubblico, visto anche che ci sarebbe il patto di stabilità. Il patto di stabilità impedisce di aumentare il proprio debito pubblico, però con questa operazione si aumenterebbe. L'Europa, la Commissione Europea, ha proposto che sarebbe disposta ad assegnare 150 miliardi di euro da assegnare a chi richiede una forte somma per quanto riguarda il proprio investimento. Quindi 150 miliardi, ma il resto per arrivare a 850 miliardi, quindi altri 700 miliardi ce li devono mettere gli Stati membri. Poi dal punto di vista mio personale io direi che, ma anche qualcun altro a livello governativo, credo che l'investimento o l'aggiornamento sia importante a livello nazionale, nel senso che il tempo passa, il rafforzamento degli arsenali è importante, ma anche è importante il rafforzamento della sicurezza. Il rafforzamento degli arsenali cosa vuol dire? Che io ad esempio quando ho iniziato la mia carriera militare ho lavorato 5 anni sui carri armati, sul carro armato Leopard, qualcuno forse sa di cosa parlo, e quindi questa macchina così perfetta che era questo carro armato non poteva sparare durante la corsa, mentre i carri armati di altri eserciti, non tutti in realtà, potevano sparare durante la corsa, e questa era una difficoltà che all'epoca noi avevamo, però col passare degli anni poi vi è stato l'aggiornamento, quindi l'aggiornamento è importante per quanto riguarda il rafforzamento e l'aggiornamento dell'arsenale che possiede ogni esercito, perché alla fine l'esercito degli Stati Uniti d'Europa non esiste ancora, spero che non esista mai, però ogni Stato è meglio che provveda con le proprie forze. Poi per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza, perché l'Europa propone il rafforzamento degli arsenali, ma anche il rafforzamento della sicurezza. Su questo sono d'accordo, perché il rafforzamento della sicurezza significa rafforzare il contrasto contro il terrorismo, appunto contro l'immigrazione clandestina, rafforzare ancora di più il sistema satellitare, rafforzare il sistema dell'intelligence e in più i sistemi informatici. Noi sappiamo che potremmo essere aggrediti anche a livello informatico, si possono bloccare dei servizi, quindi un potenziamento per contrastare eventuali attentati che potrebbero interrompere i servizi informatici di cui tutti noi beneficiamo. Ecco, questo in sintesi è quello che so e che penso anch'io, quindi sì al rafforzamento degli arsenali a livello nazionale, sì soprattutto al rafforzamento della sicurezza che riguarda noi tutti. Adesso mi viene in mente anche il rafforzamento per quanto riguarda le scorte per i traffici marittimi, adesso c'è un problema del canale di Suez, quindi anche là avere un sistema di intelligence potenziato oppure contrasto attraverso il sistema del satellitare e altro, perché adesso per questo problema del canale di Suez che blocca in sostanza l'economia globale si preferisce circumnavigare l'Africa, entrare allo stretto di Gibilterra e quindi c'è un ritardo per tutta l'economia mondiale o buona parte di almeno 20 giorni. Quindi la potenzialità della sicurezza deve essere senz'altro aumentata, un po' meno il potenziamento, il rafforzamento degli arsenali. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno, prego.
Buongiorno, un saluto a lei, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Ecco, io volevo richiamare l'attenzione che prima il gentile ospite ha detto che ad esempio la superstrada qua a Trieste è stata prima all'inizio avversata e poi è diventata indispensabile. Sì. Voglio ricordare solo una cosa, che è vero che adesso è diventata indispensabile, però è una superstrada monca, progettata male, perché era nata per essere una super strada e adesso noi su quella super strada non possiamo superare i 50 km all'ora perché è una strada fatta male. Adesso praticamente una strada fatta male è diventata indispensabile perché al male non c'è altra virtù che abituarsi, purtroppo. E questo sono anche state tante altre costruzioni a livello nazionale in cui adesso sono diventate indispensabili, ma sono state costruite male. Il punto è che se voi proponete la cabinovia, già il fatto di fare quello obbrobrioso percorso, già quello lì è un indice che è un progetto fatto male. Allora è vero che lui mi dice, che il gentile ospite mi dice questo, però è anche vero che i lavori vengono fatti con i tacchi piuttosto che con la testa. Grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie. Prego, consigliere. Vabbè, questa che è la grande viabilità, che ritengo un'opera che anche essa ha creato dibattiti nel recente passato, però oggi tutti noi ne usufruiamo e ne beneficiamo. Questa è una sua valutazione, credo, soggettiva. Io percorro quel tratto di strada, sinceramente meno male che c'è, perché mi facilita la vita a me e non soltanto a me, quindi è una valutazione soggettiva. Certamente tutto è perfettibile, c'è un limite di velocità, si può valutare, ma evidentemente vi è stato anche qualche necessità, qualche intervento, magari vi è stato qualche incidente, oppure quindi si è abbassato, oppure è nata a 50 km/h. Però io spero che sia una sua valutazione soggettiva e siano poche persone che fanno queste valutazioni, perché alla fine, ripeto, su tante opere importantissime ci sono stati dibattiti accesi. L'autostrada del Sole, ad esempio, che percorre la spina dorsale del nostro paese, guai se non ci fosse. Ne potrei citare, c'è una lista immensa di opere in cui persone ci hanno anche rimesso la vita per le proteste quando fu costruita, ad esempio, l'autostrada del Sole. Poi adesso, per quanto riguarda la cabinovia che lei ha accennato, io credo, ripeto, che se fatta dal Porto Vecchio o dalla città a Montecristi sia un'importantissima opera di richiamo internazionale che non darebbe fastidio a nessuno, perché è un elemento che è dotato di sostenibilità, nel senso che non inquina e che è di facile manutenzione, agevolerebbe i trasporti, il turismo. È un'opera che richiamerebbe tante persone, non credo da tutto il mondo, ma dall'Europa senz'altro. Vorrei porre la seguente domanda al consigliere Rescigno. Qualche settimana fa è caduto un albero in via Capofonte, per fortuna senza conseguenze, sono intervenuti anche i pompieri, ma i controlli da parte del comune ci sono? Ci scrive Barbara. Sì, allora teniamo presente che Trieste possiede circa 14.000 ettari di bosco. Chiaramente, come a Trieste e in altre città del mondo, c'è sempre il pericolo che qualche albero si possa spezzare, possa essere abbattuto per le situazioni climatiche, eccetera. Potrebbe darsi che capita anche qualche incidente, ma le dozzine di migliaia di alberi che sono sparsi sul territorio, certamente può capitare anche questo. Poi io mi ricordo in particolare l'inizio di quest'anno, ho avuto un dibattito con delle persone e alla domanda mi dica quanti alberi sono stati piantati quest'anno, cioè nel 2025. Io dico certamente saranno stati piantati degli alberi, ma non saprei dirle le collocazioni esatte dove e quanti. Ma questa cosa poi mi girava nella mente. Il giorno dopo ho chiamato il dottor Panepinto del comune di Trieste e gli ho spiegato la questione, che avevo questo dibattito e mi sono trovato un po' impreparato nelle risposte.
Bene, e gli ho chiesto se mi dava per favore tutti i dati, il numero degli alberi piantati nel 2025. Il dottor Panepin del Comune di Trieste mi ha inviato una mail dove in effetti mi ha mandato l'elenco di tutti gli alberi che sono stati piantati nel 2025, ma mi ha mandato anche l'elenco di tutti gli alberi che sono stati impiantati dal 2021 al 2025 e sono 1797. Invece nel 2026 finora ne sono stati impiantati 300. Quindi questi 2026 San Vito, Miramare e qualcos'altro. Adesso poi mi hanno spiegato che ogni albero ha la sua carta d'identità. Ecco, questo è l'elenco di questi circa 3.000 alberi che abbiamo sparsi sul territorio e ognuno ha un proprio numero di serie, il proprio genere, la specie e la data dell'impianto. È tutto scritto qua. Quindi il Comune sta lavorando per sempre più aggiornarsi e diciamo, costruire sempre di più il verde, aumentarlo quanto più possibile. Finora sono stati appunto impiantati poco più di 3.000 alberi. Quindi questa è la risposta che ho dato poi qualche giorno dopo e darò anche ai telespettatori in questo momento che magari non fossero al corrente di queste notizie che in effetti anch'io mi sono trovato a disagio perché non sapevo che erano stati impiantati ma non sapevo né quanti e né dove. Adesso lo so e spero lo sappiate anche voi. Renata ci chiede se ci saranno i controlli intorno al parco e zona Farneto che da domani fa da sfondo la settimana celtica. Sì. Io porto spesso i nipoti al parco Revoltelle e ricordo che durante la scorsa manifestazione è stato impossibile andarci, parcheggio inesistente, gran confusione. Sicuramente chi ha organizzato non sarà così impreparato da non accertarsi che bisogna istituire, collocare un sistema di sicurezza per quanto riguarda il traffico, i parcheggi, persone magari che potrebbero dare fastidio, un sistema di sicurezza, la security, senz'altro chi ha organizzato è tenuto a provvedere. Adesso non saprei cosa rispondere, ma senz'altro ci sarà la polizia locale, ci saranno le forze dell'ordine per quanto riguarda la gestione perché sarà un punto nevralgico in quelle ore, ma qualche pattuglia ci sarà senz'altro. Però è compito degli organizzatori organizzare la security a beneficio sia della festa che di noi tutti cittadini. Allora ci fermiamo per la pubblicità ma torniamo fra poco, state con noi. Di nuovo in diretta a Sveglia Trieste con Vincenzo Rescigno, Fratelli d'Italia, consigliere comunale. C'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maria. Buongiorno Maria, prego. Buongiorno. E niente, io volevo fare una domandina, così, perché mi sembra una cosa strana. È possibile che una segretaria dell'opposizione del nostro governo faccia la pubblicità del 2 per 1000 per cambiare le cose? A me personalmente non va bene. Volevo sapere se è giusto o se è normale. Sia più descrittiva, scusi. Una segretaria di quale partito? Quale segretaria? L'Airline, in pubblicità sulla vostra emittente. Io per quello ho chiamato, perché so com'è possibile. Sulla nostra emittente? Prego, sì. Su Tele4, io guardo Tele4 la mattina. Sì, beh, mandiamo in onda tante pubblicità, di cui non so nulla peraltro perché non è il mio reparto. C'è la slime che dice date il 2 per 1000 adesso che si fa il 730 così cambieremo le cose. Sì. Cioè, hanno fatto una roba strana. Che è una segretaria del partito del PD, la slime. Sì. Cioè non ho mai... volevo sapere se non è illegale se è questa la domanda. No, non parlavo di illegalità, proprio di rispetto per le persone, perché lei si mette lì per cambiare le cose con il 2 per 1000 che lei chiede, insomma. Okay. A me sembra che solo le associazioni benefiche, io faccio parte di tante associazioni e do il mio 5 per 1000 e do insomma il contributo mensile, ma non ho mai visto una del partito che, specialmente il PD. Diciamo, dai. Ho capito, ok. Ecco, questo volevo se mi potete rispondere, o se avete...
Questa era la sua curiosità. una mia domanda a questa Va bene, pubblicità. Prego, consigliere. Grazie. Buongiorno. Prego, consigliere. Come diceva lei prima, è di tutto legittimo, fa una propaganda per restare una certa quota in quel partito, per cambiare le cose. Difficile che cambiano le cose, perché non l'hanno cambiata in 10 anni che hanno governato senza essere eletti. Come vuoi cambiare le cose con le prossime elezioni, che non credo sia mai possibile che la sinistra vada al governo, perché ha governato 10 anni prima di questo governo senza mai potersi apporre la medaglia abbiamo vinto le elezioni perché gli italiani ci hanno scelto. Questo non è mai accaduto prima della Meloni. La Meloni può fregiarsi una serie di medaglie perché è stata votata, è stata scelta dagli italiani, è una leader internazionale costruttiva. Certamente tutto è perfettibile, però tiene ancora un partito che è il primo partito nazionale e ovviamente le critiche ci sono da tutte le parti, nel senso che per quanto riguarda l'opposizione, poi il mantenimento del programma si cerca di mantenerlo il più possibile rispetto a come ci si è presentati, ma che la Schlein, come si chiama lei, abbia fatto questa iniziativa, questi spot per versare i 2 per 1000 al suo partito, se non vado errato, per cambiare le cose. Io credo che le cose le potrebbe cambiare, ma in peggio, perché alla fine noi ci ritroviamo un paese insicuro grazie alle politiche di questa sinistra attuale. Non parlo a livello comunale, non parlo a livello locale, perché a livello locale conosciamo le persone, votiamo le persone, quindi non ha nulla a che fare la politica di sinistra a livello comunale, ma quella nazionale invece sono molto attento, quindi non possono dire che cambiano le cose perché appunto hanno rovinato. Ci troviamo in una situazione dove c'è paura e sconforto dall'estremo nord, dall'estremo sud, grazie all'immigrazione che hanno spalancato le porte col semplice scopo di arrivano più possibile, gli diamo la cittadinanza, gli diamo i voti e noi governiamo, ma loro non sanno che saranno affossati fra 20-30 anni da chi stanno agevolando adesso, perché controlleranno loro almeno l'Italia del Nord. Lei andrà con Vannacci? Guardi, io questa Così a bruciapelo proprio. Questa domanda mi è stata chiesta quando Porro, l'amico e collega Porro, è transitato con generale Vannacci e spesso mi si chiede quando vai con Vannacci oppure cosa pensi. Io, per me una stretta di mano vale più di un contratto scritto. Io ho il mio partito, lo ripeto ancora una volta, finché sarò rispettato e considerato resterò nel mio partito che è Fratelli d'Italia. Vannacci è una persona che io rispetto, ammiro, come ammiro e rispetto la mia Giorgia Meloni, che è un altro discorso. Io sono nato con Giorgia Meloni, politicamente con Scoccimarro, con Giacomelli, con Roberto Menia, quindi quella è la mia squadra. Certamente Vannacci lo apprezzo, è un militare come me, avremo senz'altro la stessa mentalità circa, però sta crescendo e se cresce hai voglia delle critiche che ci possono essere verso Vannacci eccetera eccetera, però intanto li cresce. Il mio partito resta comunque, pur apprezzando il generale Vannacci e il suo movimento, il suo partito, resto con Fratelli d'Italia perché, ripeto ancora una volta, sono nato là e per me una parola data vale più di un contratto scritto. Un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Vladi, buongiorno. Vladi, buongiorno. Anche stamattina sul nostro piccolo c'è un lettore che contesta la decisione del sindaco di voler recintare Piazza Libertà. Bene, allora, Piazza Libertà è uno di tanti giardini di Trieste e io questi giorni che sto seguendo il Bloomsday e numerosi appuntamenti partono da Piazza Ortis. Piazza Ortis, bellissimo giardino, recintato. Per questioni di sicurezza sì, ma per degrado prima di tutto, perché se c'è degrado c'è anche il degrado da origine alla violenza. Tutti i giardini importanti di Trieste sono recintati e non succede niente che di là si ammazzano, si sparano. In quanto recintati non c'è degrado, nessuno ci va dentro di notte e quant'altro. Quindi abbiamo il giardino pubblico, abbiamo il comprensorio di San Giovanni, Villario Volpella, il giardino Basevi di via San Giacomo in Monte fino a via Navali eccetera. Si tratta di fermare il degrado, perché dal degrado
nasce la violenza. E chi arriva in stazione a Trieste e vede un sacco di sbaraccati, poveracci, niente da dire, ma che bivaccano, e quindi bisogna avere sempre delle forze dell'ordine a presidio. Quando uno arriva e vede carabinieri, polizia, eccetera, già si fa un'idea sbagliata di quella che è la nostra bella città. Quindi se c'è bisogno di recintare Piazza Goldoni, è stato demolito il muro, eccetera, per dare maggior visibilità, ma lì ci sono dei caffè, ci sono dei bar, quindi non si può recintare Piazza Goldoni, però buttando giù il muro c'è maggior visibilità. E vanno evitati i bivacchi, che poi succede non solo la sicurezza nostra, anche tra loro. Si ritrovano afghani che si danno coltellate con pakistani, eccetera. Quindi non è tutto questo grande amore tra etnie, dobbiamo denunciarlo, dobbiamo dirlo. E gli italiani sono, secondo me, parlo per me, siamo tolleranti, siamo accoglienti, siamo tutto quello che si vuole, però il degrado genera violenza. E lì, secondo me, è sacrosanto recintare alla sera, chiudono già alle 5, alle 6, i vari giardini, il giardino pubblico mi pare che chiude alle 6 di sera. Quindi eliminare il degrado si elimina anche la violenza. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno, prego consigliere. Sì, anche questo, come dicevo prima, mi viene in mente la cabina viva che ha creato dibattito, anche questa recinzione sta creando dibattito. Allora, per quanto riguarda me, sono favorevolissimo alla recinzione, perché garantisce l'ordine pubblico, previene atti vandalici, le attività illecite, i bivacchi. Poi volevo chiedere a chi è contro questa recinzione: risultano essere in quell'area risse, accoltellamenti, droga, deiezioni umane e altre schifezze in quell'area? Esiste questo problema? Sì, quindi è necessario contenere questi disagi, queste schifezze che si verificano all'interno di quell'area. La recinzione avrà un orario e favorirà oltretutto l'intervento delle forze dell'ordine per quanto riguarda quando ci sono dei reati, risse, accoltellamenti, spaccio di droga in corso. Purtroppo siamo ridotti a questo, c'è poco da parlarci sopra. Ogni cosa deve essere messa in sicurezza. Io mi ricordo che prima le forze dell'ordine, quando c'era un concerto, quando c'era delle attività anche importanti, passavano una decina di poliziotti, carabinieri. Adesso no, poliziotti borghesi, triplicata la vigilanza, su ogni cosa stiamo spendendo energie per quanto riguarda la sicurezza urbana, che ripeto ancora una volta che è un patrimonio inviolabile di noi tutti, e ce la vogliono rubare, ce la stanno rubando. Grazie a chi? Grazie alle politiche scellerate di qualcuno di qualche anno fa. E adesso siamo ridotti a questo. Reati ogni giorno, commessi a migliaia dall'estremo nord all'estremo sud dell'Italia, e poi vedi questi che commettono i reati, è difficile espellerli, gli fai una multa di 10.000 euro ogni tanto a quello straniero, sì, gli fai una multa, ma quando ti paga? Cioè è una presa in giro, una multa di 5.000 euro per risarcire il danno dei percorsi che ha dato ad un carabiniere oppure a un cittadino ordinario? Sì, fagli la multa, ma sulla carta non pagherà mai, come non pagherà mai quando prenderà una multa su un treno. Mi ricordo una volta, per fortuna sono 10 anni che non vado più in treno, per questo motivo c'era uno straniero che insisteva con la capotreno: no, tu mi devi fare il verbale, io avere soldi, eccoli qua, gli mostrò 100 euro da 50, io avere soldi, tu mi devi fare verbale. Perché? Perché sapeva che il verbale non l'avrebbe mai pagato, e lui ostentava a dire: tu fammi verbale, cioè con questa supponenza. Alla fine, e altri episodi, e per questo non prenderò più i treni, mai più in vita mia, a meno che non ci sia una necessità. Quindi viaggio in aereo, anche se ho paura dell'aereo. Allora, un'altra problematica di Trieste è la movida triestina, i maranza che imperversano in città. Cosa ne pensa? Adesso arriveranno gli steward a beneficio delle zone calde della città. Ovviamente ricordiamo che gli steward non possono intervenire, non hanno potere coercitivo, però possono essere di presidio e, come dire, aiutare, garantire poi l'arrivo delle forze dell'ordine. E ogni estate parliamo un po' della stessa cosa, ma adesso ci sono i maranza.
Ma adesso ci sono i Maranza perché abbiamo permesso ai Maranza... Come a Milano. Come a Milano, come nelle città. No, non mi interessa, sì, come a Milano, come a Roma, un po' meno, perché io sono un uomo del sud. Vabbè, certo. E chiaramente i Maranza al sud, come gli immigrati che danno fastidio qua a Trieste, risse, spaccio di droga, camminano in punta di piedi, non danno fastidio, o poco fastidio, certamente uno che non sa dove si trova, poi all'improvviso si accorge dove si trova e si calma, oppure si trasferisce a nord, che è meglio, si può avere più cose, si possono fare più cose a nord e soprattutto al nord dell'Europa. Quindi i Maranza gli abbiamo permesso di agire in questo modo, sanno che se commettono un reato il giorno dopo già sono liberi, non c'è una punizione, non c'è il carcere, perché poi molti si spacciano per minorenni, in realtà ci sono anche diversi maggiorenni. È logico che poi quando sai che alla fine non vi è un provvedimento restrittivo per questi ragazzi, non ragazzi, furbi ragazzi, sanno che facendo un determinato reato, rubando, quello che ha rubato ad esempio alla Wind l'altra settimana. Sì, quel furto con spaccata. Vabbè, sì. questo che farà? Sarà condannato? Sarà multato? Dove è in questo momento? In carcere? A casa propria? Oppure al mare a Miramare? No, è stato denunciato a piede libero. Denunciato? Che significa denunciato? Io ti prendo, ti metto in galera fino al processo, così si fa, secondo me. È chiaro che lui è denunciato, ci sarà un processo fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, intanto lui fa quello che vuole, continua a fare, perché per i Maranza oppure per i criminali molto spesso commettere reati sono medaglie, nel senso che acquisisci potere nell'ambito della tua cerchia di altri Maranza, o di altri criminali ultramaggiorenni. Quando commetti il reato, sei stato in galera, tu acquisisci un potere in quell'ambito. È come me, che sono un soldato e faccio un corso di paracadutismo, un corso di ardimento. Loro automaticamente, quando si commette un reato e vanno in galera, oppure sono presi in certe situazioni dove c'è il provvedimento di denuncia, eccetera, per loro, rispetto agli altri suoi colleghi, o i Maranza oppure i criminali, sono medaglie, diventi importante, diventi il boss di quell'area, di quella cerchia, di quella comitiva, di quella compagnia di sbandati. Perché non è vero che alla fine comportarsi bene, io mi comporto bene come la stragrande maggioranza, però tra loro, quando commetti un reato, tu hai un curriculum e con quel curriculum devi stare ai posti di comando. Un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, io sono Gabriella Largo Barriera. Buongiorno. Volevo parlare non della sicurezza, sino della sicurezza alla nostra salute. Ieri è stato un comunicato del Comune che diceva che l'indice di ozono era alto. Io considero che questo Comune non sta facendo niente per ridurre questo indice, per esempio aiutare le persone, no? Aiutando anche con il traffico. E il fatto a fare degli interventi, più alberi, meno traffico, aiutare le persone che usano più i mezzi pubblici, perché questo l'ozono fa molto male alle persone. Per esempio io ho questo problema adesso, che quando esco alle ore calde la gola si mi asciuga tutta, perché l'ozono è un gas, non lo puoi fermare con una mascherina, e quindi devo essere costretta a stare dentro casa. E questo succede anche ai bambini, le mamme tante volte non si rendono conto, anziani, i bambini sono più esposti a queste cose, e quindi considero che questo l'ozono non è apparso quest'anno, sono tanti anni che c'è, che si sta controllando, e quindi bisogna intervenire e non solo fare un annuncio nel portale del comune dicendo c'è ozono alto, rimanete a casa. No, bisogna intervenire, e ci sono in Europa anche, che sono dei paesi dove si sta vedendo questa situazione, si stanno facendo, adottano politiche per ridurre l'ozono, cosa che il comune di Trieste non lo fa. Grazie, buongiorno. Grazie Gabriella, sono quasi le 9, ma
insomma, ci prendiamo il tempo per rispondere a... Sì, velocemente. anche Per a quanto Gabriella. riguarda gli alberi, ho risposto prima per... Torniamo a parlare degli alberi e la riduzione del traffico, dice Gabriella, no? Del traffico. Diciamo che i mezzi pubblici della Trieste Trasporti, il Comune, quindi anche la Regione, dall'ottobre 2024 sono stati messi in circolazione 40, ora anche di più, autobus elettrici, e ne arriveranno altri, quindi la riduzione del traffico per quanto riguarda l'inquinamento c'è. Stiamo vedendo, e poi qua avevo tirato fuori mentre la signora parlava, ma non c'è tempo, per quanto riguarda l'ambiente, per la nostra città, che è stata premiata, insomma, tra le città più verdi dopo Belluno, Modena e Cremone per patrimonio arboreo questo è il 2024, per equilibrio dell'ecosistema nel 2021, da Lega Ambiente il Sole, 24 ore, terza tra le città sostenibili e vivibili per densità di verde, sistema nazionale, questo detto dal Sistema Nazionale a Protezione Ambientale il 6 luglio 2022, quindi per quanto riguarda l'ambiente, l'aria, Trieste, tra gli studi, per questi studi, è tra le migliori ed è al terzo posto in un certo anno, quarto posto in un altro anno precedente. Quindi si sta facendo tutto quello che si deve fare per quanto riguarda la circolazione del traffico, l'inquinamento e gli alberi, la piantumazione degli alberi fino ad oggi, dal 2021 ad oggi sono impiantati oltre 3.000 alberi, l'ho detto prima in un altro intervento. Grazie al consigliere Vincenzo Rescigno, Fratelli d'Italia, Grazie a buona voi. giornata e buon lavoro consigliere. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie per averci seguito, pausa pubblicitaria, poi torniamo di nuovo in diretta, fra poco. Ben ritrovati di nuovo in diretta a Sveglia Trieste. Cambio di ospite, Lorenzo Marguerettaz, segretario Giovani Democratici di Trieste. Ben ritrovato. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Abbiamo già risposto a diverse domande dei nostri telespettatori, ma io in attesa di telefonate e mail approfitterei del ruolo dell'ospite che è segretario di Giovani Democratici a questo punto per parlare anche un po' giustamente di giovani, sostanzialmente comunque parliamo anche del futuro, no? Della città. Fra un attimo perché mi è arrivata la telefonata che quindi tendo a mandare. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Elisabetta, buongiorno. Buongiorno Elisabetta. Allora io volevo dire una cosa, ma magari volevo parlare col signore prima, però insomma è un argomento che comunque si dibatte per la recensione del giardino a fronte della stazione, no? Sì. Io guarda, ho quasi 80 anni e mi posso ricordare che quel giardino è sempre stato sfidato dagli anni 50, cosa dico, che ero piccola. Allora, prima pieno di barboni, non c'erano gli extracomunitari, ma c'erano i barboni. Poi più tardi, negli anni 60, sono venuti le bancarelle di jeans, i genzinari. Pieno anche lì di gente altre confine che veniva a comprare jeans anche per dentro, per il Kosovo, la Croazia, eccetera. Anche di un casino che non vi dico. Non ci sono mai stati bambini a giocare, mai, non mi ricordo. Più tardi, insomma, quel giardino è sfidato, no? Adesso mi domando io guardi, ho una buona impressione per gli alberi, perché gli alberi lì sono molto molto vecchi, dall'800 mi sembra, no? Per cui abbatterli sarebbe un grande peccato, però a questo punto la necessità fa virtù, no? Perché non fare piuttosto un grande parcheggio che si sente problemi proprio di fronte proprio di fronte alla stazione, fare un grande parcheggio con sotto la sotterranea e anche sopra. Sarebbe logico che sacrifichi gli alberi. Va bene, grazie. Sarebbe una cosa da fare, no? Perché risolverebbe due piccioni con una fava. Vi ringrazio, arrivederla. Grazie, buongiorno. Mettiamo un po' di ordine. Allora, Piazza della Libertà, tutta quella polemica per la recinzione che verrà innalzata, la signora dice, ripercorrendo anche un po' negli anni, nei decenni, la storia della città, una volta quella piazza c'erano i senza tetto, poi venivano i gensinari dalla Slovenia per me, e adesso ci sono i richiedenti asilo,
La signora dice: è una piazza un po' disgraziata, no? È sempre stata preda di tutto, fuorché dei bambini che giocano, degli anziani che si siedono sulle panchine, e cioè, lei dice, la signora, fare un mega parcheggio. Adesso io non mi sbilancerò su giudizi che non mi competono, so che toccare il verde potrebbe essere un boomerang in tal senso, no? Ma sì, sicuramente, diciamo che ci possono essere tantissime soluzioni che possono essere cercate anche perché quello spazio, siamo sinceri, deve essere uno spazio in uso per la comunità, e fare un parcheggio, secondo me sì, i parcheggi sono un problema a Trieste, lo sappiamo benissimo, la viabilità è difficile, però proprio abbattere tutti gli alberi, farci un parcheggio così, cementificare ancora di più una zona già cementificata in cui l'unica zona appunto di ombra ed anche un ristoro magari nelle caldissime giornate che stiamo anche vivendo in questi giorni, secondo me è una cosa su cui assolutamente dobbiamo ben capire quali possono essere i rischi e i benefici, e secondo me i rischi sono molti di più che i benefici che potrebbe portare una cementificazione ancora maggiore. Stiamo cercando di dare una tendenza, un trend contrario a questa ipercementificazione delle nostre città, stiamo cercando di scardinare questa voglia, diciamo, di creare sempre meno spazi, questo bisogno di creare sempre più spazi cementificati e sempre meno spazi verdi, perché gli spazi verdi sono il nostro polmone, sono il polmone delle nostre città, abbassano la temperatura, creano delle aree di riposo, di relax, dove si può anche sedersi su una panchina, prendere un libro, e comunque tutta la zona circostante trae un beneficio da queste aree verdi. Dunque andare proprio in questa direzione, cementifichiamo tutto, amen, mi pare proprio andare contro a quelli che sono i trend già affermati in quest'ultimo periodo, e andare contro dei dati scientifici che ci parlano chiaramente dei benefici portati appunto dalle aree verdi in aree già molto urbanizzate. Stiamo in tema con la divertente vignetta di Englaro, che Marco Englaro, dobbiamo ringraziarlo, ci scrive ogni giorno e ci manda anche i suoi disegni, le sue opere. Sul giornale conta che sui marciapiede pien de buche e non son pronto, dice il golfista pronto a giocare. È la città costellata quindi di buche sull'asfalto. L'assessore Babuder ha attivato da tempo il piano di rifacimento del manto stradale, ci sono fresature e asfaltature nella notte ogni giorno praticamente in questo periodo. Tema caro ai triestini, perché alcune strade sono veramente prese come sappiamo, insomma. Assolutamente sì, no, concordo pienamente, la situazione è abbastanza critica, soprattutto in certi rioni, e per non contare che in alcuni rioni proprio non esistono i marciapiedi oppure sono molto stretti, e su questo secondo me bisogna fare una riflessione abbastanza attuale. Bisognerebbe cercare di rendere i marciapiedi della nostra città, soprattutto nelle zone più frequentate, più accessibili possibili alle persone con disabilità motorie oppure visive, quindi l'installazione di sentieri tattili per persone non vedenti e il rifacimento e l'ammodernamento di alcune rampe di accesso ai marciapiedi che purtroppo non sono più praticabili per colpa di buche oppure pietre mal piazzate. Quindi anche questo secondo me è una cosa su cui l'amministrazione comunale dovrebbe avere un occhio di riguardo, visti i grandi lavori di rifacimento che ci sono in questo periodo. Ancora una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno a lei, Franco. Franco, buongiorno. Ok, volevo parlare di un altro tema. Sì. Sono anch'io un disabile, passo diverse ore a casa sulla sedia a rotelle. Pago il canone televisivo, e sul canone televisivo, dove già mi portano via i soldi sulla bolletta dell'Enel, elettricità, che già mi dà fastidio, ho il problema che passo 12 minuti a guardare un film e 11 di pubblicità. 12 minuti a guardare un film e 11 di pubblicità. Vuol dire che nell'arco della giornata passo 12 ore a guardare il film inteso anche come opinionisti e altro, e 11 ore di pubblicità. So che c'è in programma una legge per quanto riguarda le telefonate che danno per quanto riguarda il gas e via dicendo, no? Per limitarlo.
Cosa si potrebbe fare invece pagando il canone televisivo ed essendo obbligato per forza a guardare 11 ore al giorno di pubblicità? Io la soluzione l'ho trovata, però dovrebbe trovarla lo Stato, nel senso che io silenzio la pubblicità per gli 11 minuti e mi alleggerisco mentalmente il cervello, perché è una cosa esasperante. La ringrazio e buona giornata. Grazie a lei. Io prima di lasciare la parola risponderò con una battuta. Io ovviamente vivo un pesante conflitto di interessi, perciò non mi esprimerò, insomma, la pubblicità per le TV. Le pubblicità per le TV sono, adesso a parte gli scherzi, le pubblicità per le TV sono molto importanti, sono un sostegno economico e quindi non parlo in tal senso. Il telespettatore dice: vorrei godermi un po' di più i programmi senza avere ogni 10 minuti, 12 minuti tutta questa pubblicità, anche perché pago il canone televisivo. Ora, battute a parte, stavo scherzando, ovviamente è chiaro che sono esigenze anche queste, naturalmente, no? No, beh, certo, però dobbiamo comunque considerare che il canone che paghiamo, inserito appunto all'interno della nostra bolletta, non è sufficiente per sostenere e sostentare le reti televisive. Dunque la pubblicità serve, è necessaria, forse sì, capisco, è un po' tanta, però ammetto, non sono un grande telespettatore, ecco, non guardo molto la televisione, quindi purtroppo non so neanche bene quali sono le dinamiche di queste pubblicità così presenti, ecco, come diceva appunto il telespettatore. Però quello sì che posso assolutamente dire è che forse sarebbe bene cercare un compromesso tra i minuti di pubblicità e i minuti di film, oppure magari concedere degli spezzoni più grossi di film e accorpare delle pubblicità magari a metà, a mo' di intervallo, ecco. Quindi questo forse potrebbe essere percorribile, almeno dal punto di vista del telespettatore, da telespettatore, quale potrei essere anch'io. Però certo bisogna considerare anche la parte economica e finanziaria che tutte le reti appunto devono affrontare, e per loro naturalmente la pubblicità è una delle grandi fonti di incasso, ecco. No, beh, certo, poi c'è tutta una logica. È chiaro che un film, una trasmissione in prima serata è una fascia oraria molto molto vista, quindi chi paga lo spazio pubblicitario ambisce molto ad avere quella fascia oraria, e quindi invece magari un film pomeridiano alle 2 del pomeriggio magari me lo guardo quasi tutto senza quasi nessuna pubblicità. Questo è uno dei tanti meccanismi, ovviamente, poi la situazione è molto più complessa. Anzi no, andiamo in pausa pubblicitaria e sentiremo la telefonata immediatamente al nostro rientro. A fra poco. Ben ritrovati di nuovo in diretta. Abbiamo già risposto ad alcune mail e telefonate, anzi alle telefonate. Ne ho lasciata una in attesa e allora mi scuso per l'attesa, la accogliamo subito. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Deborah e sono una non vedente. Buongiorno Deborah. Che abita in Ponziana, in via Zorutti. Io è più di un anno che chiamo perché le buche sono una cosa tremenda. E per l'amor di Dio, non parlo solo per me che sono una non vedente, parlo anche per una persona anziana, parlo per chi con una carrozzina, che sia per un disabile o che sia la carrozzina di un bimbo. In largo Varda Basso c'era una cabina telefonica che hanno tolto. Lì però le buche ci sono. Io è un anno che chiamo, e cosa è successo? Che io camminando ho messo il bastone in una di queste buche, mi sono intoppata e mi si è rotto il bastone. Per un pelo non sono caduta perché ero a braccetto con un'accompagnatrice. Poco tempo fa mio marito era lì ed è caduta una signora, sempre in quel pezzetto lì, che poi si è rotta la spalla, è andata di faccia, insomma tutto un disastro. Io dico, ok i cosi tattili, però è inutile metterli se poi a 1 metro ci sono delle buche che mi stanno il piede dentro, e non ho un 37, io ho un 41 di piede. E io avevo già detto una volta, proprio allo bianco mi sembra,
ho detto io invito tutta la giunta a bendarsi gli occhi, ma proprio bendarli, e con i bastoni andare per città, ma non per Piazza Unità, per la periferia. Qui non si può camminare, è un disastro e chiamo spessissimo. Abbiamo aperto un vaso di Pandora parlando del manto stradale. Grazie Deborah, e ha ragione, raccogliamo anche la sua segnalazione, mi farò un giro da quelle parti a questo punto. Grazie, buongiorno Deborah. Insomma, il rischio di farsi male, di cadere, poi per una persona non vedente è un rischio ancora maggiore. Assolutamente, no, poi la risposta che volevo dare alla signora è sicuramente quello che io proponevo prima, appunto un'attenzione verso i percorsi tattili, non è solo fare quelli e lasciar stare il manto stradale. Chiaramente il manto stradale deve essere rinnovato e deve essere nelle condizioni nelle condizioni migliori possibili, e poi naturalmente deve venire in seguito l'installazione di questi sentieri appunto tattili. Sicuramente raccolgo anch'io la segnalazione e cercherò di portarla appunto ai nostri consiglieri circoscrizionali. Cosa si fa o cosa non si fa secondo lei per i giovani in questa città? Cosa serve? Quali sono le richieste? Lei ovviamente, essendo segretario dei Giovani Democratici, insomma, fa anche un po' da trade union, no? Tra il partito e il bisogno delle persone universitarie e quant'altro. Che situazione fotografiamo a Trieste, secondo lei? Allora, innanzitutto partiamo da una classificazione. Per i Giovani Democratici si è iscritti e si è appunto giovani dai 14 ai 30 anni compiuti, e questo ci dà un quadro innanzitutto di quelli che per noi sono considerati giovani, non solo università, ma parliamo anche con studenti e studentesse delle scuole superiori, e questo allarga ancora di più quello che è il nostro discorso. Sicuramente dobbiamo fotografare un dato che è un dato importante. Trieste è una città che invecchia. Non ci sono grandi opportunità per i giovani, ma non parlo solo di svago, parlo soprattutto di opportunità lavorative, di opportunità di studio e di ricerca, che stanno sempre continuando a essere proposte, ma dall'altro lato c'è un freno grandissimo, che è quello della situazione abitativa a Trieste. Ma questo magari ci entro più nel dettaglio dopo. Però è chiaro che quello che noi Giovani Democratici cerchiamo di fare è quello di avvicinare i giovani alla politica, di far avvicinare i giovani e di creare interesse nei confronti di quella che è la Repubblica, la res publica, la cosa pubblica. Perché naturalmente è nella mia generazione che si vedrà appunto il futuro di questa città, di questa regione, di questo paese, dell'Europa e del mondo intero. E dunque quello che noi dobbiamo fare è sì raccogliere le idee, le proposte, le necessità dei giovani e portarle al partito. E questo è corretto, ma soprattutto portarle all'interno degli organi di amministrazione, che siano comunali, che siano regionali o che siano anche magari con un dialogo aperto con le liste universitarie all'interno di quello che è l'Ateneo, oppure all'interno delle scuole tramite la rappresentanza studentesca. Appunto dicevo, Trieste è una città che invecchia. I problemi sono diversi, perché sì, da un lato ci sono grandissime opportunità nel mondo degli studi, con l'Università di Trieste, che è un'università oltremodo accreditata in fascia A appunto dall'organismo che è l'ANVUR, e è un'università che può contare anche su diversi poli di ricerca che sono presenti sul territorio. Però molto spesso la scelta che ragazze e ragazzi della mia età o poco più grandi, e io sto completando il mio primo ciclo di studio universitario, appunto di laurea triennale, la scelta che ci si trova a fare è legata a una domanda: ma qua a Trieste posso costruire il mio futuro? Forse come opportunità lavorative, di ricerca, sì, però il problema, l'elefante nella stanza è il problema degli affitti e del costo della vita. Il costo della vita è in costante crescita, e se noi guardiamo il trend soprattutto del costo degli affitti nelle zone più vicine ai poli di ricerca o di università, oppure nelle zone più collegate della città, arriviamo ad una media di più di 11 euro al mese al metro quadro, che è una cifra altissima. E dunque dobbiamo iniziare a capire quali sono le cause che portano appunto a questo aumento fortissimo dei prezzi.
sicuramente uno dei più grandi responsabili è l'aumento degli affitti a breve termine, gli affitti turistici, perché portano via dal mercato, con una sicurezza di incasso abbastanza grande in una città come Trieste, una città che sta vivendo una crescita turistica abbastanza grande, portano via dal mercato tantissime unità abitative, tantissimi metri quadri che potrebbero essere utilizzati per affitti di media e lunga durata. E oltremodo anche le condizioni di questi immobili molto spesso non sono, come dire, allettanti, ecco, perché magari impianti elettrici non a norma, oppure la mancanza di aria condizionata, che può sembrare un lusso, ma in questo periodo ci rendiamo conto che è sempre di più una necessità. E quindi vediamo una situazione che inizia a delinearsi in maniera chiara. E naturalmente l'alternativa qual è? Andare all'estero. L'Unione Europea offre innanzitutto, quando si entra nell'ambito universitario, la possibilità di fare un'esperienza all'estero con il progetto Erasmus. E se ci si rende conto che andando all'estero si ha una qualità di vita migliore, uno stipendio migliore e una facilità di reperire anche dei lavori altamente qualificati, cosa che noi al momento non siamo in grado di offrire, specie al modo a Trieste, allora la scelta naturalmente viene chiara, forse abbandonare i propri affetti in Italia e andare a emigrare verso una nuova patria. E soprattutto questo per professioni altamente specializzate di ricerca in ambiti scientifici e anche umanistici, ovviamente. L'Italia sta piano piano cercando di rimettersi in pari, ma la difficoltà è tanta. E il saldo migratorio a Trieste è in negativo. E la fascia più colpita appunto da quella che si chiama in maniera giornalistica fuga di cervelli è la fascia di età tra i 18 e i 35 anni. Quindi perdiamo quella fascia di età. Il rientro, che sarebbe quello a cui dobbiamo puntare, perché vietare un'esperienza all'estero assolutamente sarebbe sbagliatissimo ed è sbagliatissimo. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è raccogliere il meglio da questa esperienza, quindi le persone come me, come i miei coetanei che decidono di andare all'estero devono fare un percorso che può farli crescere, che può dargli delle competenze che altrimenti in Italia non avrebbero, e poi devono tornare in Italia e portare il loro know-how, quelle competenze che banalmente forse in Italia non possiamo neanche puntare ad acquisire, perché mi viene in mente, per chi studia fisica, il CERN di Ginevra è il polo internazionale della ricerca, quindi un'esperienza all'estero per capire appunto i funzionamenti e fare una formazione di altissimo livello in quel centro può essere sì, deve essere spinta, deve essere appunto finanziata, però si dovrebbe puntare al rientro dei cervelli, e faccio le virgolette perché adesso stiamo parlando di questo, però parliamo anche di tanti ragazzi e ragazze che vanno all'estero magari per cercare un lavoro da cameriere, che in Italia non riescono a trovarlo con una retribuzione dignitosa, una sicurezza sul lavoro e un contratto regolare. Parliamo anche di questo. In una situazione insomma che si delinea molto problematica per quella fascia di età 18-35 che appunto rischiamo di non tenere e di non recuperare. Qui a Trieste c'è un altro problema che riguarda il mondo del lavoro, che è quello delle crisi industriali. La mia domanda è: possiamo permetterci di vivere senza un tessuto industriale in città, e perché poi nascono anche certe situazioni dove o si delocalizza oppure si sceglie di investire su un sito produttivo, come è successo qua a Trieste, però poi alla prima occasione o si va via o non si riesce a gestire quel sito produttivo. Che cosa sta succedendo in questa provincia? Abbiamo visto prima la situazione Wärtsilä, adesso la Startec, quindi vediamo rischi di licenziamento, persone senza stipendio per molti mesi, tante proteste che vengono messe in piazza. Che vita industriale sta vivendo la città?
Allora, è difficile, qua così a differenza di prima, è difficile delineare un quadro preciso per la città di Trieste. Cioè possiamo permetterci di perderlo il tessuto industriale? Assolutamente no, assolutamente no. Una città che vive sul turismo, solo ed esclusivamente sul turismo, è una città povera. Perché il turismo, per quanto possa essere e per quanto sia una grande risorsa economica per la città, non porterà mai quelli che sono i posti di lavoro che porta un tessuto industriale, perché il turismo innanzitutto ha una variabilità da stagione a stagione. Ci sono delle stagioni di bassa affluenza e quindi ci servono meno dipendenti nell'ambito turistico e quindi i contratti diventano contratti stagionali, oppure contratti addirittura a chiamata per le grandi affluenze, festività, eccetera. E sono lavori che hanno degli stipendi bassi e soprattutto molto spesso c'è tanto, in quella filiera, vediamo i dati, c'è tantissimo lavoro in nero. Quindi una città che vive senza un tessuto industriale è una città che ha dei posti di lavoro poveri. Dunque Trieste non può permettersi di perdere il polo industriale che ha, perché è la base dell'economia. Quando si studia economia si capisce subito che, anche banalmente alle scuole superiori, si capisce subito che l'industria è una delle basi dell'economia. Togliendo quella si toglie tutto a una città, si toglie tessuto produttivo, si tolgono posti di lavoro, si toglie alta formazione che può essere appunto legata a quella specifica industria, come mi viene in mente la Wärtsilä, era un'industria che produceva grandi motori per navi, c'erano lavoratori specializzati in quello. La radice del problema è molto più a monte di quello che può essere, diciamo, di competenza della città stessa. Però abbiamo una grossa opportunità, secondo me, che è quella di aprirci al mondo delle nuove tecnologie. E non dico che queste debbano sostituire completamente la filiera industriale che abbiamo, però in un momento di difficoltà, quello che stiamo vivendo oggi del settore industriale tradizionale, forse investire e dare degli spazi nuovi per industrie high-tech quali server farm oppure intelligenza artificiale, considerando sempre bene a monte quale potrebbe essere l'impatto ambientale, dobbiamo avercelo sempre in mente, perché comunque non sono impatto zero, chiariamolo. Bisognerebbe considerare di aprire appunto la strada a questa espansione che stiamo vedendo, anche perché oggigiorno l'intelligenza artificiale si sta sempre più diffondendo, si sta sempre più ampliando e dunque inserirci in quel mercato sia della ricerca ma anche dell'attuazione fisica del modello di intelligenza artificiale, quindi ospitare a Trieste dei server, secondo me potrebbe essere una nuova prospettiva sulla quale potremmo virare in questo momento di difficoltà. Tra l'altro adesso il COSELAG ha avviato e promosso degli studi che riguardano il processo di decarbonizzazione di tutta l'area industriale triestina, che poi tocca San Dorligo della Valle, Trieste e Muggia, per creare una sorta di network green in modo tale da si punta proprio a decarbonizzare totalmente le attività produttive, impianti fotovoltaici, pannelli e utilizzo di energie alternative, per poi farlo diventare una sorta di hub che coinvolga anche il trasporto pubblico locale, insomma una questione, azioni a catena che andrebbero a riverberarsi su tutto il tessuto cittadino. È un bel progetto, da capire le tempistiche, quando, come e perché. Le tempistiche però secondo me c'è una sola risposta: nel più breve tempo possibile, perché ci troviamo all'interno di una crisi climatica che oramai sta facendo sentire i suoi effetti e lo vediamo, non voglio dire quotidianamente, ma quasi anche nella nostra realtà. Dunque quello che secondo me bisogna veramente aprire è questi investimenti che possano portare delle aree industriali, anche magari di vecchia generazione, ad essere degli hub cosiddetti 3.0, quindi industrializzazione moderna con integrazione di energia green. Adesso c'è l'idrogeno, no? Si sta investendo su quello. Sì, però anche l'idrogeno bisogna capire bene quanto possa essere green la produzione di questo idrogeno. Quindi ci sono degli impianti che sono molto all'avanguardia, hanno
una produzione, una filiera produttiva dell'idrogeno completamente green, altri invece che ancora devono adeguarsi alle nuove norme di produzione, alle nuove norme green. Secondo me però questo è il ragionamento che dobbiamo fare, muoverci verso un'industria che sia il più sostenibile possibile, sia dal punto di vista appunto del mercato del lavoro, ma anche dal punto di vista energetico, perché andando avanti così sappiamo benissimo qual è la strada, gli esperti ce lo dicono, abbiamo un muro davanti, ci stiamo schiantando con un'auto a 200 all'ora, ecco, contro questo muro, contro la crisi climatica, ecco, non è che possiamo targiversare, aspettare oppure capire in che modo possiamo applicare meglio questa cosa. No, va fatto adesso, va fatto ora. Bisogna investire nella ricerca appunto di questi hub, bisogna investire nella costruzione e nella formazione di chi dovrà poi essere appunto deputato alla gestione di queste nuove infrastrutture. Chi c'è al telefono con noi? Pronto? Sono sempre Gino, buondì anche al suo ospite. Di nuovo buongiorno Gino. Volevo dire, questo fatto che ci stiamo schiantando contro qualcosa, abbiamo due guerre che sono una ucraina, una in Israele dove bombardano, fanno di tutto, quindi voglio capire quanti gas e quante cose sono nell'aria. La Germania che praticamente ha fermato la produzione, quindi anche lì non è che la Cina fa i fatti suoi senza nessun controllo. E dov'è che il mondo cosa sta succedendo? Il clima è come clima, c'è l'estate, l'inverno, eccetera, eccetera. Solo che ci stiamo rovinando economicamente con questa politica del green. È ora di finirla. Abbiamo perso tutto l'automotive, stiamo perdendo il chimico, poi è sparito, che adesso servirebbe per raffinare il petrolio che arriva da varie parti, eccetera. È un disastro. E questa è la politica che è stata imposta dall'Europa, no, dall'Unione Europea, anzi no dall'Europa, dall'Unione Europea a tutti gli Stati. E nell'Unione Europea chi comanda è la sinistra, è innegabile, da sempre, perché la Commissione Europea è tenuta su dalla sinistra europea. E praticamente voi non capite che bisogna invertire la politica. Abbiamo preso senza nessun referendum un sistema economico liberista che per l'Italia è stato disastroso. Da quando l'Italia è entrata nel 2000 nell'Unione Europea ha calato la sua produzione del 50% il PIL. E quindi si va sempre avanti senza fare un punto di sintesi per dire adesso bisogna fare qualcosa di diverso, perché se no veramente si va al baratro, perché la discesa della capacità produttiva italiana è stata disastrosa anche a livello europeo. Il PIL del 2000 era il 50% di più di quello di oggi e basterebbe solo questo dire. Poi adesso grazie Gino, buongiorno, grazie. Allora ci sarebbe la pubblicità, ma possiamo tranquillamente rispondere, prego. Ma tanto la mia risposta sarà veramente breve e sintetica. Su quello che riguarda il cambiamento climatico io esorto i telespettatori a cercarsi gli ultimi dati che sono stati dati appunto dalla comunità scientifica e letteralmente la situazione è veramente drastica, quindi non è questione di politica o non politica, è questione di dati scientifici comprovati. Quindi chi non crede al cambiamento climatico sta contraddicendo i dati della comunità scientifica internazionale. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo fra pochissimo, state con noi. Di nuovo bentrovati in diretta con Lorenzo Margherettaz, segretario Giovani Democratici di Trieste, ultima mezz'oretta scarsa di questa nostra Sveglia Trieste. Giro una mail tra l'altro che farà piacere all'ospite perché Rossana dice un'ottima preparazione linguistica, un'ottima preparazione e capacità linguistica sicuramente dico largo ai giovani. Quindi prenda e porta a casa. Grazie. E porti a casa. Allora, un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, mi sentite? Forte e chiaro, buongiorno. Benissimo, buongiorno. Ecco, io volevo intervenire inerente a un'affermazione che ha fatto il gentile ospite sulla scienza con l'H finale che, diciamo, sta imputando il cambio climatico
all'uomo. Allora, voglio ricordare una piccola cosa, una piccolissima, che i cambi climatici su questa pietra rovente che gira a 1600 km all'ora nell'universo ci sono sempre stati. L'Islanda nel 1300 era conosciuta in Europa per i suoi magnifici vini, produceva vino. Dopo il cambio climatico, non per l'uomo, l'ha riportata a essere climaticamente parlata quella che è. Poi parla diciamo di scienza. Allora c'è scienza e scienza, c'è la scienza diciamo industriale, quella che viene sponsorizzata dai grossi interessi, dalle grosse aziende, e c'è quella scienza non sponsorizzata, diciamo che si rabatta con elemosine, virgolettato, per andare avanti. Allora, noi qui a Trieste abbiamo un noto climatologo italiano che vive a Trieste, che si chiama Franco Battaglia, e lui è un grosso diciamo climatologo, e spiega diciamo, e smonta diciamo, la narrativa dell'inquinamento, diciamo, dell'influenza dell'uomo sul cambiamento climatico. Sono d'accordo con l'ospite che ci vuole un po' di igiene climatica, sì, igiene, ma non come è configurata da quel covo di incompetenti e di incapaci che può essere la Comunità Europea. Perché la Comunità Europea, voglio ricordare, è una cozzaglia di persone incompetenti. La von der Leyen, giusto che ci capiamo, ha circa, sotto le sue dipendenze dirette, a 50.000 funzionari che devono trasformare le sue incompetenze in messaggi che noi li possiamo capire e li possiamo diciamo, subire. Pertanto diciamo, non mi venga a dire su queste cose qua, perché sono tutte quante documentazioni faziose su un evento naturale, e di conseguenza non c'è niente di emergenziale, come dice. È una cosa che nei miliardi di anni che esiste la Terra, ripeto, miliardi, queste sono diciamo, prove scientifiche, non sono prove mie personali, sono prove scientifiche che hanno dimostrato che il cambiamento climatico è un passaggio assolutamente normale nell'ambito di miliardi di anni che questa Terra diciamo, gira attorno allo spazio. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Devo un attimo intervenire anche io perché faccio il giornalista e devo veicolare informazioni vere e non false. Allora, sì, è vero, nei cambiamenti climatici ci sono sempre stati ciclicamente le grandi e le piccole glaciazioni, i grandi e piccoli riscaldamenti globali come quello del Medioevo fino al 1300 dove faceva molto molto caldo, poi improvvisamente la piccola glaciazione durante l'epoca dell'illuminismo fino al 1800 e rotti, dove addirittura il Tamigi e la Senna ghiacciavano, venivano fatte delle fiere sopra, ma tutta la comunità scientifica è concorde che il cambiamento climatico, nel cambiamento climatico di oggi anche l'uomo sta contribuendo con l'effetto serra antropico. È una questione dettagliatamente, come dire, documentata, quindi io devo veicolare il messaggio corretto, mi dispiace, poi è l'insieme degli scienziati della comunità scientifica che dà valore a una tesi. Il singolo parere, per quanto proveniente da persona assolutamente autorevole, non denota una prova, è l'insieme dei pareri che fanno e dei dati incrociati che fanno in modo che comunque tutto questo è documentato, lo potete veramente trovare ovunque. Se no, d'ora in poi la mia prossima domanda a chi farà, come dire, certe affermazioni sarà: e lei come fa a saperlo? E lì qualcuno, la persona, deve sapermi rispondere. Prego. Non ho altro da aggiungere, sinceramente. Va bene, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io voglio iniziare con una domanda. Sì. Ma noi quando ci affacciamo su questa terra e nasciamo, di che cosa abbiamo bisogno per vivere? Di un sacco di cose, acqua e aria soprattutto. Direi di sì, acqua e aria. La prima cosa è l'aria. E chi trasforma l'anidride carbonica in aria? Chi dà l'ossigeno al pianeta? Beh, naturalmente la fotosintesi clorofiliana fatta dalle piante. Dalle piante, dagli alberi, certo. Dagli alberi. Allora, ci siamo risposti da solo. Non è che serve uno scienziato. Cioè io questa cosa qui l'ho studiata in prima media e me la ricordo ancora dopo tanti anni. Quindi gli scienziati per me possono benissimo andare a casa
quando sono sponsorizzati, pagati, foraggiati comunque da chi ha gli interessi. Però una semplice domanda veramente di base: noi come facciamo a vivere su questo pianeta? Potete dare il latte della madre quanto volete a un bambino, ma morirà se non ha ossigeno, e noi moriamo se non abbiamo ossigeno. Basta, c'è un po' di testa, incominciate a ragionare con i vostri cervelli. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Beh, io devo concordare sicuramente con la signora, però è chiaro che per avere un bilancio negativo appunto di anidride carbonica bisognerebbe coprire l'intero mondo di vegetazione, non basterebbe. Chiaro, dobbiamo cercare di disboscare il meno possibile, e questo è un dato di fatto. Dobbiamo fermare quelli che sono i grandi disboscamenti nell'Amazzonia, nelle grandi foreste, nei grandi polmoni del pianeta. Però dobbiamo anche cercare di capire come fermare o almeno limitare la nostra emissione di gas a effetto serra, e questo si fa attraverso la produzione di energia green e rinnovabile, attraverso l'eliminazione oppure la sostituzione dei motori termici con motori che possano inquinare di meno, quindi che siano elettrici oppure che siano anche a gas, che possono dare che hanno un impatto minore rispetto a quello del petrolio, e questo lo vediamo anche che alcune compagnie di navigazione stanno cercando di implementare l'alimentazione delle navi a gas naturale liquefatto, in modo da avere delle emissioni sì di gas a effetto serra, ma di quantità e diciamo di agenti inquinanti meno inquinanti, ecco. E poi naturalmente quello che bisogna farlo nel nostro quotidiano, ecco. Un'altra vignetta di Englaro che ringrazio di nuovo. Nella zona calda i vuol mettere degli steward per mostrare le vie di uscita di emergenza. Ecco, di nuovo la vignetta di Englaro, grazie ancora per la mail, e ci riporta un po' a quello di cui stavamo discutendo anche in apertura di rassegna stampa. Abbiamo visto anche dei nostri servizi, quindi e abbiamo parlato anche con l'ospite precedente, questi episodi di violenza a Trieste che vedono coinvolti giovani, giovanissimi, i ormai famosissimi Maranza, ormai è diventata un'etichetta. E la questura ha messo in campo più controlli, gli steward arriveranno appunto per favorire un presidio del territorio maggiore. Poi ricordo sempre che non hanno potere coercitivo, ma possono avvisare le forze dell'ordine che poi arrivano nella zona. In pieno centro di Trieste, dicevamo, ora con la movida che si scatena c'è il pericolo di vedere episodi più frequenti. Beh, diciamo che sì, è una situazione problematica. Partiamo da una differenziazione, però, secondo me. Innanzitutto dobbiamo capire quello che è la reale insicurezza e quella che è la percezione di insicurezza. E secondo me per le giovani generazioni come la mia, o anche più giovani della mia, bisogna innanzitutto partire da quello che è il dato della percezione di insicurezza. Dunque cercare di rendere la città più sicura agli occhi dei giovani, in modo da creare in certe zone, almeno secondo me, delle zone di raccolta di giovani virtuose, in cui ci siano dei comportamenti sani, dei comportamenti giusti, dei comportamenti che possono essere virtuosi, appunto. Però naturalmente quello che dobbiamo, secondo me, urlare a gran voce appunto come mia generazione è: noi vogliamo i nostri spazi, perché giusto, ci devono essere i controlli, ci devono essere ancora più controlli, però dobbiamo avere degli spazi chiari dove poter avere anche uno sfogo da quello che è la nostra vita scolastica, accademica, dal nostro lavoro, e devono essere degli spazi oltremodo sicuri. A Trieste non vengono molto offerti questi, purtroppo. E molto spesso si va in bar in una situazione anche che magari non è la migliore, quindi ecco, magari avere degli spazi anche proprio di svago per i giovani. A proposito di questo, andiamo sul giornale per cortesia, perché grazie Enzo della regia, perché qui si va verso il completamento della cittadella dello sport sul terrapieno di Barcola, quindi campo da pallacanestro, i campi da pallavolo, la pista
pista degli skate con i vari percorsi, lo spazio destinato al padel che si dovrà fare e i campi da tennis. Quasi tutto questo è praticamente già pronto, addirittura si punta ad aprire e a rendere fruibile l'area entro la fine di questa estate. Insomma, sarebbe un risultato buonissimo, visto che insomma, i lavori sono andati avanti molto velocemente. Potrebbe essere questo uno spazio quantomeno estivo, anzi sicuramente estivo per i giovani, anche come valvola di sfogo, è attrattivo, un divertimento sano, evitando quindi anche magari le cattive compagnie. Assolutamente sì, ne parlavo appunto l'altro giorno con dei miei coetanei. Lo sport, lo sappiamo benissimo, da sempre è un aggregante, crea società, crea benessere, e quindi avere degli spazi che siano fruibili in maniera comunque comoda, anche perché è una zona ben servita dal trasporto pubblico, beh, questo sicuramente ci fa piacere, però non è ancora sufficiente secondo me, bisognerebbe farne molte di più, bisognerebbe avere molti più spazi di questo tipo. È un buon inizio e secondo me è la direzione sulla quale bisogna puntare e lo dobbiamo seguire, perché comunque se vogliamo anche essere sinceri, la mia generazione guarda molto di più la salute fisica rispetto alle generazioni precedenti, l'alimentazione, lo sport, e quindi avere delle strutture che possano appunto dare un aiuto nel seguire una vita sana, uno stile di vita sano e appunto attività fisica, secondo me è una buona cosa, ecco. Ok, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Maurizio. Maurizio, buongiorno. Volevo riallacciarmi all'ospite precedente, non sono potuto intervenire. Sì. Allora, premesso che noi triestini crediamo a tutto, crediamo anche a San Nicolò. Ecco, per cui, finalmente ha buttato la maschera sulla Gabinovia. La Gabinovia ce l'hanno raccontata per il traffico, per questo, e oggi l'ospite precedente ha detto serve per il turismo. Allora, hanno diviso una città per il turismo, hanno svenduto una città per il turismo, ecco, poi non voglio discutere la qualità del turismo e cosa porta in tasca ai poveretti come me il turismo, oltre che danni, disagi, però per il bene della città si fa, ma il bene di una città non è svenderla, è vedere il futuro e pensare ai giovani. Comunque ha detto la verità sulla Gabinovia. La Gabinovia non è come ce l'hanno raccontata fino ad oggi per andare avanti, la Gabinovia è un'opera turistica. Basta, e con questo ognuno pensi con la sua testa, che è difficile che Triestin pensi, ecco, pensi e dica, perché ieri c'è stato un intervento nel vostro programma molto, molto interessante, di un uomo che si stava lamentando in via Coroneo per via della musica, di questa. Il problema è la vostra ospite, che apparteneva al centrodestra, che è una senatrice del centrodestra, si è concentrata sulla musica. Il problema non è questo, quell'uomo aveva un'altra cosa, bisogna andare oltre la crosta, bisogna pensare cosa c'è sotto. Quell'uomo era deluso, ha detto mi vengo votato e non aveva fatto questo, e quando tu deludi i tuoi elettori non hai tante balle da raccontare dopo. Grazie. Maurizio, grazie, buongiorno, prego. Io non so sinceramente come esprimermi, la posizione nostra è sempre stata chiara, almeno sulla questione dell'Uvia era un no chiaro, un no deciso, e lo è ancora tutt'oggi, a maggior ragione se parliamo di spendere tutta quella mole di denaro per un'opera turistica. Sapevamo già benissimo che quest'opera non era assolutamente un polmone per il traffico, anzi i dati che erano stati prodotti, gli studi che erano stati fatti ci avevano già dato la conferma di questa cosa, e noi siamo sempre convinti del fatto che questo sia un progetto inutile e dannoso per la città. Parlavamo prima appunto degli alberi. Beh, fare l'Ubovia vorrebbe dire disboscare un bosco protetto, che è il Bosco Boveto. Vorrebbe dire avere dei pali con dei tralicci, dei fili che passano sopra le case di alcune persone, e sappiamo benissimo qual è il problema. Il vento di Trieste ce l'abbiamo, non è che possiamo spegnerlo per far andare l'Ubovia, e sarebbe stato chiaramente un debito. Quindi quello che io e noi giovani proponiamo è che questi soldi vengano investiti in mobilità sostenibile, magari ampliando anche le piste ciclabili, perché innanzitutto
riprendendo il discorso della vita sana, del benessere, potrebbero essere utilizzate, soprattutto in questa stagione, per muoversi nel centro città, magari anche da studenti, giovani universitari o giovani lavoratori, e poi soprattutto investire su quello che è l'istruzione. Abbiamo un problema grosso a Trieste e penso di non dovervelo dire io: l'edilizia scolastica non è adeguata. E dunque magari a fare un investimento serio sull'edilizia scolastica, invece che spendere quella marea di soldi su un progetto come Logovia, che è inutile ed è un debito ed è pure dannoso, magari sarebbe meglio. Rimaniamo in tema, sempre alberi. Ci chiede Domenico: vorrei conoscere il parere del vostro ospite riguardo le nuove piantumazioni effettuate dal Comune. In molti casi queste piante si seccano rapidamente perché non vengono innaffiate o perché vengono messe a dimora poco prima dell'estate. Ritengo che in questo modo si sprechino i soldi. Così Domenico. Concordo pienamente, bisogna cercare di farle bene e anche di ascoltare il parere di esperti che possono dare una linea su quando piantare questi alberi, su come concimarli, su come curarli, ecco, perché una città che pianta gli alberi dopo un po' seccano non è una città bella, ecco, cioè vedere l'albero secco piantato non è proprio carino, quindi per avere una città più bella, più verde e anche più fresca, perché sappiamo benissimo che la vegetazione abbassa la temperatura di qualche grado, allora forse sarebbe bene fare uno studio preciso e avere appunto un investimento sul verde anche in questo senso. Ecco. Ancora al telefono, pronto? Silvia. Pronto, non la sento, scusi? Mi sente? Adesso sì, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno Silvia. Allora, io così guardando il vostro programma, quando c'è qualcuno che che non stimo, diciamo, un politico che non stimo, ma indifferente di che parte, non guardo, cambio canale perché non ho voglia di rovinarmi la giornata. Però quello che osservo è che la qualità delle persone, nella fattispecie i politici, è molto importante, sia che siano di destra sia che siano di sinistra. Per quanto la sinistra è molto meno sinistra di quello che era, e quindi è un partito di centro moderato, e però la qualità delle persone anche a destra è importantissima. E ci vuole un minimo di cultura, ci vuole anche un po' di empatia, ci vuole anche coraggio per essere politici, per fare politica. Invece vedo purtroppo che dilaga il negazionismo, che è una cosa insopportabile, il negazionismo per ogni cosa che c'è, provata, comprovata, vissuta sulla pelle della gente e poi negata, è un insulto proprio all'essere umano, è un insulto. E io vedo anche le telefonate, sono piene di negazionisti, piene. Cioè non si può ragionare con uno che nega l'evidenza, no, non si può ragionare. Per questo dico che la qualità dei politici deve essere altissima per affrontare questo tipo di elettori e di cittadini. Cioè siamo in una situazione che girano delle fandonie, delle stupidaggini. Io l'unica cosa che ho trovato veramente giusta è quella signora che ha detto: la prima cosa di cui abbiamo bisogno è l'aria, e questa è una verità inconfutabile, no? Ecco, quindi ci sono i negazionisti anche su questo, anche sulla qualità dell'aria, su tutto. Io non dico che dobbiamo tornare coi cavalli, con la carrozza, ma visto che la tecnologia ha fatto passi da gigante, si può anche mettere in atto degli accorgimenti per avere una qualità di vita decente. Ecco, grazie e buongiorno. Grazie Silvia, buongiorno. Prego. Sinceramente ha dato domanda e risposta, e anzi devo concordare, è molto importante che, almeno secondo me, che chi fa politica lo faccia con cultura, ma cultura non vuol dire per forza il titolo di studio, intendiamoci. Cultura vuol dire anche avere delle conoscenze anche su cose prettamente specifiche, però secondo me è importante, ed è importante cercare sempre la qualità che deve essere adesso in mano alla mia generazione, perché noi giovani siamo quelli che ci stiamo avvicinando al mondo della politica,
E siamo quelli che devono portare una visione nuova e una visione di qualità all'interno di questo dibattito, che sia un dibattito polarizzato da una parte e dall'altra, ecco, però ci deve essere qualità e deve essere portata con rispetto e con educazione. E secondo me queste sono due cose che mancano oggigiorno alla politica, perché sinceramente negli occhi di un giovane che accende un talk show e vede che due esponenti politici anche importanti si prendono ad insulti, beh, non è molto bello, e questo allontana, e lo so per certo perché certi miei coetanei me l'hanno detto, che vedendo due politici importanti, oppure un politico, un opinionista che si battibeccano in diretta televisiva e anche con parole non molto carine, questo allontana l'interesse dalla politica. Quindi sinceramente ho grossa fiducia, forse anche troppa nella mia generazione, di poter portare di nuovo la politica come parte centrale della vita delle ragazze e dei ragazzi che sono appunto miei coetanei, miei coetanee, e farlo con rispetto e con intelligenza, ecco, che non vuol dire, ribadisco, per forza un titolo di studi, ma vuol dire anche un interesse specifico e saperlo portare, saper portare avanti le proprie idee con rispetto nei confronti dell'avversario. Ancora il telefono, pronto? Pronto, quasi Gianni. Gianni, buongiorno. A tutti e due. Volevo solo dire al signor che in piazza della stazione era 2 giardini. Se 2 giardini era, perché il primo era stato fatto quando era fatto il monumento all'Austria e il secondo quando era fatto il monumento a Sissi. Dunque era tanti alberi e era tutti di un'essenza, non so il perché, però siccome non era tanto idrio, era ipocastani o castagno selvatico, come che si vuol dire, questo era. Poi ricordo al giovinotto che tutto dipende dai piani regolatori. Quando i piani regolatori cancellano le campagne, là si fa case. E allora mi stavo a San Luigi, non era una casa, il piano regolatore mi ha fatto tutto pieno di case. Adesso da San Luigi, dove che stavo mi stavo già in piazzetta, fino al Cacciatore, è pieno di case. Allora di cosa se lagniamo? Ne di uno dell'altro, volevo noi essere così, punto e basta. Quando era l'Austria, quando era la defunta, era un grande come si dice, un grande interesse per gli alberi. Difatti aveva fatto delle leggi proprio per conservare gli alberi, e erano leggi piuttosto dure e importanti, e guai se casomai se si sgarava. Poi al giovinotto, credo che sappi, ma che lo dico lo stesso, in piazza Granda era il giardino. Quando si io Pettiti di Loreto, e ha detto butta via quel giardino, e si sta buttando via tutto quel giardino. Adesso per l'amor del cielo la piazza è bella così, non discuto certe robe, ma voglio dire che bisogna fare, è mia colpa di chi che era, non stiamo a dare colpa a Toio o a quell'altro, demmosi la colpa a noi, perché la colpa è tutta nostra, perché Trieste in fin dei conti era come un bosco, tutto qua, tutto il resto si sta fatto dopo. E tutto il resto si sta fatto dell'uomo. Grazie Gianni, grazie Gianni è appassionato di storia triestina e quindi tira fuori anche queste piccole chicche che io non posso sapere perché entra davvero dentro la storia della città, quindi è anche interessante sentire, no, il racconto e il punto di vista di chi ha studiato ovviamente la storia della sua città. Beh, assolutamente, molto interessante e forse... Potremmo prendere anche ispirazione dalla storia, lo dico anche in maniera un po' faziosa, in quanto fuori dalla politica sono uno studente universitario di storia e filosofia. Però quello che voglio dire
perché sì, è vero, sono i piani regolatori che regolano appunto il verde pubblico, però perché no? Noi li possiamo cambiare questi piani regolatori. La mia generazione, quando arriverà all'amministrazione di questa città, se ci arriverà, potrà cambiare e potrà invertire questa tendenza che si è andata appunto a creare negli ultimi anni, che è quella di questa forte cementificazione, e potremo magari portare ad esempio di nuovo un giardino in Piazza Unità, come appunto citava il signore prima. Adesso naturalmente quest'ultima era una battuta, però è chiaro che se la tendenza degli ultimi anni è stata questa, noi possiamo sicuramente invertirla e puntare di più ad all'apertura di nuovi spazi verdi nella città, come per esempio la Fiera di Montebello. Secondo me si potrebbe pensare... Adesso ci sono i lavori proprio in corso, no? Esatto, ci sono i lavori proprio in corso, magari si potrebbe pensare a un tetto fruibile come giardino. Ecco, è già stato fatto in altre zone d'Italia, è stato fatto in altri posti, e perché no, prendere ispirazione e creare uno spazio nuovo, un concetto nuovo che possa essere appunto vivibile dai cittadini e possa portare sì un'area verde, ma all'interno di una zona già costruita, già cementificata e molto cementificata oltremodo quella zona. Anche al Porto Vecchio verrà destinata una parte di verde, una sorta di bosco urbano, no? Assolutamente sì, beh, appunto la definizione di bosco urbano, secondo me la definizione che può starci meglio in questo caso è quello su cui si può puntare anche magari proprio in zone dove ci sono, c'è la possibilità di fare una nuova costruzione. Questa è secondo me una grande opportunità quella che noi abbiamo, anche perché, detto sinceramente, senza alberi quei posti diventerebbero troppo caldi per essere fruibili. E poi c'è tutta la questione che riguarda il traffico stradale. Prima una telefonata, non so se era già con lei o con l'ospite precedente, aveva chiamato Gabriella da Largo Barriera che si lamentava dell'innalzamento della soglia dell'ozono e chiedeva, diceva a Trieste ci sono troppe auto, c'è troppo carbon fossile, no? Lei come vede la situazione? Ma sinceramente la vedo... E qui si può aprire anche la parentesi, se vogliamo, spesso si parla di pedonalizzare alcune zone per favorire il deflusso di questi mezzi. Sì, no, concordo pienamente su quello che appunto la fotografia che è stata data. Il traffico è veramente troppo elevato. La pedonalizzazione di certe aree sì, è fondamentale, perché secondo me altrimenti rischiamo di non avere più posti anche per poter tirare un sospiro di sollievo dall'inquinamento sì, dell'aria, ma anche dall'inquinamento acustico che fa una grande parte, ecco. E poi sicuramente bisogna cercare di investire in un'infrastruttura di mezzi pubblici elettrici che diminuiscono quella che è l'emissione, azzerano quella che è l'emissione di particelle inquinanti nell'aria e permettono appunto di avere una qualità dell'aria più alta. Va bene, io credo che devo chiudere, manca veramente pochissimo e quindi ringrazio l'ospite per essere stato con noi, Lorenzo Marguerettas, segretario Giovani Democratici di Trieste, a cui auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi per averci sentito e seguito anche in questa giornata. Vi ricordo gli appuntamenti prossimi con le notizie alle ore 13:20 il notiziario meridiano, alle 19:30 invece il notiziario serale con tutte le notizie raccolte nell'arco della giornata, più le nostre trasmissioni pomeridiane naturalmente. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.